buongiorno. Si apre questo sabato 14 giugno con due graditissimi ospiti. Parleremo di ragazzi, ma parleremo anche di persone fragili, molto ammalate, che non hanno magari qualche riferimento perché sono completamente sole. E chi? Il mondo del volontariato, come al solito. Chi è che accudisce, che tiene questa mano che sarebbe completamente sola? Il mondo del volontariato. La politica si dimentica del mondo del volontariato, la politica passa e noi invece rimarremo sempre. Ne sa qualcosa di quello che dico il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra, che Buongiorno, saluto Mirella, e ringrazio. buongiorno a tutti. Ma saluto anche Franco Dani, presidente associazione Angeli della Notte. Non a caso ho iniziato questo sabato parlando di volontariato, non a caso ho parlato di queste figure fondamentali, specialmente per chi è solo e anche ammalato. Allora inizierei proprio dal sindaco. Sindaco, com'è la situazione? Lei è molto sensibile, lo devo dire, perché quando dico che in provincia vedo pochissima politica, nemmeno sulle sante feste, a ringraziare non Mirella, chi se ne può fregare da Mirella, ma quei volontari di 70, 80 anni che cercano di aiutare le fragilità. Capite bene che lo dico a voce alta, poi voi capite e tenete conto di quello che dice la Mirella, perché è una questione di sensibilità, è una questione di capire che da un momento all'altro la tua vita può cambiare, perché perdi il lavoro, perché ti viene una patologia, per tante cose, e sei completamente allo sbando. Chiedere soldi a chi? Nessuno ha soldi, pochissimi, però c'è questa sensibilità di cercare in qualche modo di stare vicino a questo mondo. Prego, sindaco Della Pietra. Sì, il periodo sicuramente non è dei migliori e a dirla tutta dal di dentro vi è un peggioramento che è continuo, anche se non è magari repentino come lo è stato magari nel post-Covid, no? Che abbiamo avuto forse la parte più veloce, ecco, di nuove povertà, chiamiamole così. Oggi comunque si assiste sempre di più a un peggioramento. Il costo della vita è aumentato, è oggettivo, le pensioni, per chi ha la fortuna di averle, sono comunque risicate per la maggior parte, e quello che era un gruzzoletto con il quale potevi vivere fino a qualche anno fa, oggi diventa comunque non equo, ecco, per la realtà dei giorni nostri, per cui è evidente che abbiamo sempre più richieste, non solo comunque di aiuti economici. Chiaramente adesso io l'ho messa dal punto di vista economico perché sappiamo che alla fine, se non te capisci, no, Mirella, è difficile anche fare del bene, però anche dal punto di vista del sostegno psicologico e della vicinanza, anche lì abbiamo assistito a un bisogno sempre più costante. Talvolta non è nemmeno appunto il discorso di non saper sussistere a livello economico, quanto più a livello psicologico, perché, come dicevi tu, anche chi è vicino a chi ha perso il lavoro o a chi ha una patologia o a chi succede qualcosa può avere un momento di sconforto e di un momento duro. Allora vediamo se è collegato con noi, che veramente ringrazio. Ecco, lo vedo, il dottor Francesco Elviretti. Adesso vi porto a Roma. Ecco, Polizia di Stato. Grazie dottor Elviretti di essere ritornato a Sveglia Veneti, per me è un onore ospitarla, soprattutto con quanta pacatezza cercherà anche questa mattina di spiegare la situazione anche delle forze dell'ordine, della Polizia di Stato, di questi casi tremendi. Anzi, un abbraccio veramente grandissimo a questa famiglia di questo uomo che oggi terminava il lavoro. Capite che veramente una cosa, questo carabiniere che ha cercato in tutte le maniere di fare il suo dovere, alla fine lo troviamo disteso. Allora, dottor Elviretti, ecco, un abbraccio da tutti noi a questa famiglia, ai carabinieri e a tutte le forze dell'ordine. Dottor Elviretti, cosa sta succedendo? Ma è mai possibile tanta violenza, sempre di più, concentrata non solo sui giovani ma anche persone di una certa età? Io capisco che non hanno nulla da perdere, ma poi togliere la vita a una persona, io penso sia la cosa proprio peggiore che si possa credere. Prego, dottor Elviretti. Grazie, la cosa è preoccupante perché in passato una divisa perlomeno suscitava un po' di preoccupazione. Oggi non hanno paura di nulla, non hanno paura i giovani, non hanno meno paura ancora le persone di una certa età che si dedicano purtroppo alla commissione dei reati.
Questo è il grosso problema. Tante volte noi assistiamo addirittura alla caccia alla divisa, soprattutto quando poi ci sono le riunioni di massa, le contestazioni, le manifestazioni sportive. Quindi non si va più per partecipare a un evento, ma si va esclusivamente organizzati per colpire il poliziotto. Io credo che il problema abbia molto a che fare con la nostra magistratura. E noi, è vero che la nostra Costituzione stabilisce che il percorso del pregiudicato dell'internato debba essere rieducativo, ma è anche chiaro che siamo arrivati a un punto in cui diciamo, i benefici sono eccessivi. Noi ci troviamo delle persone condannate all'ergastolo, anche se da noi formalmente l'ergastolo non esiste, ma calcoliamo i 30 anni, nessuno da noi sconta 30 anni se non in situazioni particolarissime. Quindi tra benefici, abbuoni e cose di questo genere noi poi assistiamo, e lo vediamo tutti i giorni, a persone che vengono rimesse in libertà dopo pochissimi anni per varie ragioni. E quindi anche questo diciamo, non porta a intimorire questi soggetti che sanno benissimo che se poi all'interno del carcere hanno un certo tipo di comportamento, hanno un buon avvocato, e possono contare su molti di questi benefici. Quindi è chiaro che bisognerebbe dare una stretta un po' a tutto, pene più severe, ma soprattutto pene più certe. E se una persona viene condannata a 1 mese per un furto, cosa che poi in realtà non avviene, questo mese se lo dovrebbe fare, insomma, per fargli capire come stanno le cose e quindi evitare per il futuro di ricadere in queste situazioni. Quindi secondo me il problema è legislativo, il problema è legato alla magistratura, il problema è legato alla magistratura di sorveglianza in particolare, che è troppo permissiva. Quindi ripeto, noi abbiamo assistito alla morte di un carabiniere ed è l'ennesima volta che le forze dell'ordine vengono colpite in maniera così severa. Teniamo comunque presente che molto spesso abbiamo anche il problema che laddove cerchiamo di fare il nostro dovere, la prima cosa che accade è che si viene indagati intanto per vedere come sono andate le cose. E quindi se noi andiamo avanti in questa maniera, anziché tutelare il poliziotto, spesso andiamo a tutelare, in base a quello che prevede la Costituzione, il pregiudicato, il delinquente, che deve essere assolutamente riabilitato. Questo è il problema secondo me. Dottor Alviretti, lo sa che io sono molto franca e quello che mi pongo lo faccio sempre a voce alta, poi ognuno fa le proprie riflessioni. Io sono rimasta molto colpita di quella mamma, di quella donna che è stata rivenuta morta con la figlioletta, sembra, accanto, nuda, picchiata. Allora, queste persone erano state fermate e avevano dato le generalità, almeno lui, così sembra, almeno al momento, aveva dato le generalità e era assieme a questa donna e a questa bambina. Non c'è forse che manca un collegamento? Una volta che le forze dell'ordine controllano e vedono che c'è una situazione di emergenza, di fare una segnalazione a chi di dovere. Perché vede, dottor Alviretti, io mi trovo nella stessa situazione. Lei pensi, dottor Alviretti, che io a Treviso ho trovato un uomo che da 3 anni dormiva in macchina. E io continuavo a passare su questa strada frequentatissima, su questo parcheggio frequentatissimo, e vedevo questa persona mattina, pomeriggio, sera, mattino, pomeriggio. Finché un giorno ho detto, io apro la porta e vedo, al massimo mi manderà a quel paese, oppure mi dirà, si faccia i fatti suoi, qual è il problema per Mirella? Nessun problema. E ho aperto quella porta di quella macchina. E la prima cosa che mi ha detto, sa che è la prima persona che apre questa porta dopo 3 anni? Capisce, dottore Alviretti, che c'è qualcosa che non torna? Perché ormai non vediamo più persone, vediamo dei numeri. Ho visto uno, diciamo, no? E già iniziamo col numero. Non si dice ho visto una persona in difficoltà. Io ho fatto tutto quello che dovevo fare. Stavo cercando assieme a chi di dovere di risolvere la situazione, ma ormai questi numeri mi fanno impressione, dottor Alviretti, perché sono tanti, sono invisibili. Voi non avete la forza di fare tutto quello che dovrete fare, anche voi avete dei paletti. La società si gira da un'altra parte perché? Perché ha
ha paura di qualsiasi cosa. Se mi avvicino, in qualche modo mi devo impegnare, mi devo mettere in prima linea, perciò tiro dritto. Lei capisce che quando sento, ecco, questa persona, una persona poi per bene, dottor Elviretti, non ho trovato un barbone, stava diventando un barbone, fortunatamente. Siamo arrivati in tempo. Una persona per bene che, come diceva il sindaco, è capitato che nella vita all'improvviso è successo quello che è successo. Ma capisce che nessuno ha aperto mai quella porta e si vedeva, si notava, era segnalato, dottor Elviretti? Cosa c'è che non va? Dove secondo lei che una persona per bene sa quanto io ci tengo, lei lo sa in particolar modo perché ci siamo già confrontati, a trovare con tutto il mondo del volontariato che abbiamo, non riusciamo a fare rete perché la politica ci ha diviso le forze dell'ordine, ha diviso tutto, la politica invece che unire ha diviso, però nel bisogno la prima cosa che fa, alza il telefono e chiama il volontariato. Prego dottor Elviretti, poi sentiamo anche gli ospiti. Ma secondo me il problema è molto semplice, è legato al fatto che in passato si puntava molto sulla prevenzione. E naturalmente una persona all'interno di una macchina non passava inosservata, la pattuglia si fermava, controllava e cercava di fare qualche cosa. Oggi i numeri delle forze di polizia sono ridottissimi perché in passato la politica ha puntato sulla riduzione delle forze di polizia e praticamente persone che andavano in pensione per anni non sono state mai sostituite. Quindi noi oggi dovremmo recuperare la prevenzione. Non dobbiamo intervenire perché abbiamo pochi mezzi soltanto quando i fatti sono accaduti, quindi i reati commessi. Noi dobbiamo intervenire prima, noi dobbiamo fare osservazione, noi dobbiamo recuperare la vicinanza con i cittadini. Noi praticamente la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza ormai si sono rinchiusi all'interno degli uffici, si sono rinchiusi all'interno delle macchine. La polizia deve essere in mezzo alla gente, i carabinieri devono essere in mezzo alla gente. Avevano creato quella bellissima figura del poliziotto di quartiere che ha funzionato per qualche mese e poi è naufragata semplicemente per quelle ragioni economiche. Il poliziotto di quartiere è essenziale soprattutto nei piccoli centri, nelle piccole città, ma anche nelle grandi, dove magari non lo mandiamo da solo il poliziotto di quartiere, magari ne mandiamo due. Ma la figura del poliziotto di quartiere è stata una illuminazione in quel periodo perché si era capito che il problema ci stava sfuggendo di mano. Poi l'aspetto economico ha messo fine a questa bella iniziativa. Quindi il grosso problema è questo, noi dobbiamo recuperare la prevenzione, dobbiamo fare in modo che il volontariato e le forze deputate alla sicurezza lavorino insieme, in stretto contatto. È quello che noi stiamo cercando di fare qua nelle cittadine di Anzio e Nettuno, creare un rapporto diretto con le forze di polizia. Il volontariato, soprattutto quello legato alle forze di polizia, può lavorare a stretto contatto con la polizia locale, quindi parlo di vigili urbani, e questa è la carta vincente. Noi dobbiamo girare per le città a piedi e avvicinare negozianti, abitanti e gente che, come ha segnalato lei, sta all'interno di una macchina e certamente lei ha fatto benissimo ed è encomiabile il fatto che si sia presa la responsabilità di aprire uno sportello, ma ci sono persone che sono deputate a fare questo e quindi noi dobbiamo recuperare, insisto, la prevenzione, andare in giro per la città e guardare quello che succede ed ascoltare la gente. Grazie dottor Elviretti. Allora io andrei anche dal presidente Dani, questo presidente che sta cercando anche lui di tenere questa mano, di stare vicino a queste persone, specialmente su un contesto molto difficile che è l'ospedale. Prego presidente Dani. Ma io ho la fortuna di lavorare con la gente che ha bisogno. A volte ci dicono che siamo bravi, io dico che quello che raccogliamo è molto di più di quello che diamo, sembra impossibile ma è così. Comunque ci sono dei casi, lavoro spesso in geriatria dove ci sono casi molto particolari, ci si rende conto del bisogno che c'è, di quanto serve il volontariato e di quanto potremo dare. La mia fortuna è che ho avuto nuovi volontari recentemente, è una cosa un po' insolita, ne ho una decina in più l'ultimo corso che abbiamo fatto per nuovi volontari. E cosa faccio per aiutare il volontariato? Abbiamo cercato nelle caserme e ci sono militari che vengono a fare volontariato, fra amici,
Abbiamo fatto un concerto dove abbiamo raccolto a Treviso al Comunale, dove abbiamo raccolto anche lì 5-6 nuovi volontari, per cui facciamo delle iniziative che invoglino a fare volontariato. Io aiuto anche il gruppo Anziani Treviso e lì c'è un altro dei casi che avete detto, dove c'è povertà, dove c'è bisogno di inclusione sociale, molto bisogno, perché l'anziano se lo lascia andare, parlo non più di Angeli della Notte, parlo del gruppo anziani, se lo lascia andare va in default, comincia a subentrare la demenza senile, c'è a rischio, proprio c'è il rischio grosso, difatti è quello su cui stiamo lavorando anche io come volontario, cercare di coinvolgerli, tirarli fuori dall'isolamento, fargli fare, adesso li mandiamo tutti in vacanza. Bravo Dani, bravi, sono mesi che lo dico, ma andiamo in vacanza, ma troviamo i soldi per delle... No, Mirella stai buona, per delle stupidaggini. Comunque e non troviamo veramente 2 soldi per mandare questi diversamente giovani, che se siamo così bravi, belli e grandi è merito loro. Tamara da Spresiano, poi continuiamo, se non mi cade la linea, vai Tamara. Ciao Mirella. Ciao, scusa se ti ho fatto aspettare, ma volevo intervenire. No, tranquilla Mirella. Volevo intanto salutare i tuoi ospiti. Sì. E volevo chiederti una cosa, so che state parlando dei giovani. Io dico solo una cosa, io sono giovane, io youtuber, mi farebbe piacere aiutare tutto il mondo intero perché mi piace aiutare la gente. Però c'è certa gente che non ha voglia di fare niente. Guarda, noi sono 2 notti che vengono a lanciare i sassi dal balcone, dei sassolini nel balcone. Io dico, questi genitori qua, cosa gli insegnano ai figli? La maleducazione, secondo me. Bisognerebbe prendere anche i genitori e riprenderli e dirgli qualcosa, perché secondo me questo qua, se io avessi un figlio, gli insegnerei subito l'educazione, non la maleducazione, e aiutare anche il prossimo. A me mia nonna mi diceva sempre questo: Tamara, ricordati di aiutare sempre gli altri, di non stare mai sola e sempre aiutare gli altri. Ciao Mirella. Ciao Tamara, grazie anche della segnalazione, c'è anche il sindaco qui, perciò mi fa anche piacere, perché bisogna iniziare dalle piccole cose a segnalare, non che diventi la grande cosa. Allora Dani, voleva terminare, scusi che l'avevo interrotta? No, il discorso è che se noi riusciamo a coinvolgere le persone che hanno bisogno, se riusciamo a capire dove c'è la necessità, possiamo intervenire lì. Io ho visto che c'è molti anziani che ho aiutato uno che dormiva in dormitorio da un anno o 2. 2 giorni fa mi hanno chiamato che uno devono mandarlo via dal dormitorio perché ormai è parecchio tempo che è lì. Cosa ho fatto io? Col primo gli ho arredato completamente un appartamento. Devi sfruttare le tue conoscenze, le opportunità. Allora gli abbiamo trovato i mobili, la cucina, il letto, tutto, e l'abbiamo tirato fuori. Lui ha la possibilità di arrangiarsi un po' e non dorme più in dormitorio. C'è la gente o parli con la gente, bisogna parlare, comunicare per conoscere i problemi. Infatti l'ho invitata apposta perché almeno così supporta quello che sto dicendo. Sindaco, come commenta quello che è stato detto e soprattutto questa mancanza di alloggi? Veramente è una cosa incredibile, non ce ne sono. Io ho avuto una persona che si occupa di appartamenti, di affitti, vedi, ma neanche se affittassimo tutti gli appartamenti che sono chiusi non ce la faremo rispetto alla domanda che c'è. Allora anche qua la politica dovrebbe cambiare. Io penso ad esempio, lei ne ha una, sindaco, quella Villa Sina. Ecco, perché non mettere a posto queste ville, creare degli appartamenti, dei mini appartamenti, dei locali? Ma non solo lei, è là il problema che io non riesco a capire. Aiutato da chi ha il potere di farlo. Non può essere che lei e altri, penso a Villa Margherita, tanto per citarne una a Treviso, chiusa perché c'è qualcosa che non va. Ma quel qualcosa che non va, si può riuscire a metterlo in ordine, a vedere? A Treviso abbiamo l'ippodromo, abbiamo 2 aeroporti e non abbiamo un ostello. Cioè, avete capito? Sapete che io dico quello che penso. Queste grandi lasciti che hanno lasciato per la comunità, sono lasciti, non tutti, ma in parte, nel degrado più totale perché non riescono a venderli, se li passano. Un'altra Villa Franchetti, diciamo, comune, provincia, perché si vuole vendere e fare chissà cosa.
facciamo residenze per i diversamente giovani. Ma come, non è così in degrado questo che dico, non sono così degradate. Però c'è i paletti, allora la burocrazia, l'opposizione, i comitati. Sindaco? Vuoi che parli da cittadino o che parli da sindaco? Due cose, da cittadino e da sindaco. Da cittadino sicuramente fanno girare le scatole certe cose e è giusto che vi sia anche una presa di posizione forte a riguardo. Da sindaco vi dico che non è proprio così semplice però, e vi spiego anche perché, non perché voglia giustificare assolutamente, io parlo per me. Hai citato Villassina ed è giusto che parli di Villassina. Villassina è un lascito che è stato fatto tra l'altro con più di 40 anni fa. Tra l'altro con uno specifico vincolo che poi dopo anche lì si è visto non essere così vincolante, perdonate il gioco di parole, che doveva essere data per uno scopo sociale. Allora, è vero quello che dici te, in tempi di vacche grasse credo che il comune di Spresiano, io almeno, avrei sicuramente sistemato la cosa e magari avrei gestito direttamente il tutto. Avrei. Perché? Al netto delle vacche grasse, che quello è il meno, ma è il meno, perché comunque non abbiamo diverse azioni Asco-Piave, vista la battaglia famosa, ve la ricordate, quindi abbiamo un controvalore di parecchi milioni di euro. Il problema è che non la può gestire il comune, quindi dovrebbe essere data in gestione, dovremmo avere un rientro, deve esserci il vantaggio economico, una serie di cose da vedere. Però io qui lo dico e qui lo nego, al netto che stiamo portando avanti degli altri progetti con Villassina che a breve vi dirò, non posso spoilerare ci mancherebbe, adesso, l'importante è capire che si va avanti. Se domani mattina un privato che magari lo fa di lavoro, che gestisce vuoi il co-housing piuttosto che una casa per anziani, piuttosto che un qualsiasi progetto sociale, e mi dice, sindaco, arriva con un business plan che mi dice io vorrei Villassina, ve lo dico qua, il comune mette gratuitamente il territorio, mette il terreno, mette gratuitamente chiaramente la villa, dà la possibilità di ampliare anche e di vedere insomma che tipo di spazi vengano utilizzati, il tutto chiaramente su base di una convenzione almeno trentennale, 40, adesso bisogna vedere i tempi diciamo di recupero dell'investimento, ma io domani mattina se venite con un buon progetto faccio la manifestazione di interesse, facciamo il bando e il terreno il comune lo dà. Tenete conto che terreno e villa oggi come oggi sono valutate dall'Agenzia del Territorio, attenzione, villa e un po' di terreno, non tutti i 12.000 metri quadrati, però anche lì sentite che si numeri, può vedere. No, è valutata circa 1,5 milioni di euro, no? Quel 1,5 milioni di euro il comune lo mette lì sul piatto senza chiedere niente a nessuno. Chiaro che però le spese per l'investimento quelle sono a carico di chi, quindi per me non c'è nessun problema. Scusatemi se mi prendo altri 2 minuti, perché tranquillo. però ho piacere di dire anche delle cose, perché poi dopo ho anche un po' il dente avvelenato in quest'ultimo periodo. Guardate che attenzione, perché dopo ci sono degli enti sovraordinati al comune, e non sto parlando né della provincia né della regione, ma degli enti avulsi dalla realtà amministrativa, la sovrintendenza per esempio, non ho mica paura di dire, che a seconda dell'interlocutore che tu hai o meno delle prescrizioni. Guarda, io sto sistemando, la mia amministrazione, scusate ogni tanto parlo, non è perché ho l'ego smisurato, è perché mi viene da parlare in prima persona, perché il paese lo sento mio e che voglio bene, quindi non è autoreferenziale la cosa. Stiamo sistemando la chiesetta dei Giuseppini, che è una chiesetta sconsacrata dove venivano fatte mostre, dove venivano fatte diverse cose. Abbiamo fatto il primo progetto, 850.000 euro per la sistemazione. Siamo arrivati a doverne aggiungere 150.000 per una serie di lavori di aumento di lavorazioni e di materiali. Quindi 1 milione di euro più o meno. Tutto a posto, tutto bene. 2 mesi fa lavori bloccati perché dalla sovrintendenza mi viene richiesta una cosa che prima non mi veniva richiesta. Chiedo perché, perché è cambiato chi doveva valutare quella cosa. Quindi adesso io ho altri 80.000 euro da metterci sopra, no? E quindi da 850 sono già arrivato a 1 milione d'euro. Capite che non va bene così. Io dico, e non ce l'ho con nessuno, perché non ce l'ho con nessuno, non sto dicendo, perché ognuno ha le sensibilità sono diverse, però se per te la cosa va bene e l'abbiamo già vista assieme, io sono partito con i lavori e tu mi hai detto che andava bene tutto, domani non ci sei più tu e c'è lui e lui mi dice ma sai che non va bene, manca questa carta. ma come lavori? Come puoi lavorare?
Allora, dottore Viretti, come si può lavorare con delle persone che veramente non riescono a capire l'importanza della vita, di avere la fortuna di vivere? E io le parlo della sicurezza stradale, che mi sta molto a cuore. Io, guardate, anche ieri io vedo delle situazioni che non c'è niente da fare. Un altro morto ieri, abbiamo visto, poi vedremo il servizio. Questi giovani, soprattutto loro, che non riescono a capire l'importanza del rispetto della segnaletica, della velocità. Ecco, veramente girano a velocità incredibili. Nei centri storici c'è il 30 all'ora, passano a 80, 90. Io dico sempre, dottor Viretti, che nella mia vita basta che trovi un cretino, non è che devo trovarne 1000, ne basta uno per rovinare la vita di tutti. Come mai c'è questa, ma forse più in Italia che all'estero, perché è vero che siamo così, dobbiamo dirlo, ma chi se ne frega, ognuno esce al mattino e si fa le proprie regole, chi se ne frega di rispettare. Cos'è il rispetto? Cosa vedete, dottore Viretti, voi che siete nella strada dalla mattina alla sera, questa mancanza completa di regole da parte di tutti? Pensiamo alle cinture di sicurezza nel sedile posteriore, mi dite chi le mette? No, tanto per citare una cosa da niente. Prego, dottore Viretti. Ma mi viene da dire che siamo tutti responsabili perché siamo convinti di poter fare quello che vogliamo senza incorrere in nessuna conseguenza. Il problema dei reati stradali, anche qua è legato alla prevenzione. E io penso che chiunque faccia un tratto di strada difficilmente incontri una pattuglia che sia a controllare il traffico. Quindi il problema rimane sempre questo, il problema è la prevenzione. Noi anche nell'ambito stradale noi abbiamo la specialità polizia stradale che si occupa esclusivamente di questo e anche là i numeri sono molto bassi purtroppo, quindi noi dobbiamo rimettere le pattuglie sulle strade, noi dobbiamo non fare le contravvenzioni per i divieti di parcheggio perché purtroppo le macchine non sappiamo più dove metterle o altre piccole infrazioni, noi dobbiamo ritirare le patenti e togliere le macchine a chi appunto si comporta in quella maniera mettendo a rischio anche la sicurezza dei cittadini, la sicurezza degli altri. Quindi anche in questo caso noi dobbiamo mettere in strada più personale, perché laddove comunque si vede una pattuglia il comportamento cambia, laddove c'è un ritiro di una patente, laddove c'è il ritiro della macchina. Noi adesso sappiamo che ci sono delle leggi molto severe per quanto riguarda l'uso del telefonino in macchina. L'uso del telefonino in macchina è devastante perché è il maggior responsabile, non il telefonino che lo utilizza, dei reati gravi che avvengono in ambito stradale. E quindi in quel caso se noi non abbiamo pattuglie, io camminando per strada o con la mia macchina, io vedo dall'altra parte che molte persone giocano con questo cellulare, parlano e soprattutto a volte anche scrivono. E questo è pericolosissimo. Se noi avessimo per strada delle pattuglie, molte più pattuglie deputate a questo tipo di controllo, noi il problema lo potremmo contenere. Poi è ovvio che noi stiamo vivendo un momento molto basso nella nostra società, quindi è anche un problema culturale, un problema educativo e quindi dobbiamo agire attraverso i nostri ragazzi in particolare, perché noi ormai abbiamo la nostra formazione mentale, quindi dobbiamo agire sui giovani. Ecco, noi come volontariato, come associazione cerchiamo spesso il contatto con i ragazzi all'interno degli istituti scolastici, delle scuole e facciamo anche questo tipo diamo questo tipo di questi consigli per quanto riguarda il comportamento della strada, il rispetto delle leggi, il rispetto in generale delle persone, perché quello che manca oggi in generale è quell'elemento molto, molto semplice ma fondamentale che è il rispetto dell'altro. Se noi partissimo da questo avremmo risolto il problema. Allora, Dani, Presidente, lei che tocca con mano questa fragilità e soprattutto prima si parlava di volontari, di giovani, io non credo che non ci sono. Abbiamo visto questi campi scuola degli alpini che hanno dovuto chiudere in 2 giorni perché c'era una richiesta superiore alle loro aspettative e non ce l'hanno fatta. Allora vuol dire che i giovani e senza cellulare, lo ripeto, senza cellulare. Allora non è vero
che non ci sono i giovani, il problema è come andarli a prendere, come intrigarli. Come mai nella Croce Rossa, che ho avuto la Presidente, che ringrazio e saluto, ha detto noi giovani li abbiamo? Perché la Croce Rossa li intriga, diventano protagonisti. E noi non riusciamo a fare questo, andiamo nelle scuole da anni, però come dice lei, qualche santo e Sant'Antonio si vede che era in giro Presidente Dani, ha detto aspetta che mandiamo un po' dei volontari anche al Presidente Dani, facciamo diventare angeli questi ragazzi. Ecco, come intrigare? Perché loro vogliono essere intrigati, loro vogliono essere protagonisti, non ascoltare la lezioncina. Anni che facciamo la lezioncina in classe, si è rotto un fiato anche i maruni, dice, no? Prego. Allora, lei ha centrato l'obiettivo. Io, in varie scuole universitarie che ho fatto recentemente per il volontariato, è stata fatta un'inchiesta all'Università di Trieste con delle domande ai giovani: cosa vorresti tu per fare il volontario? È emerso che intanto vorrebbero più autonomia, non essere comandati, un po' guidati, è giusto guidarli perché l'esperienza non ce l'hanno, però finché tu continui a fare tu il padrone e non lasciare spazio ai giovani, i giovani magari vengono e poi scappano. Allora, o c'è più maturità anche da parte di chi decide, che non è che siamo tutti saggi, siamo noi la legge, la laissez moi, lo diceva un francese. Pertanto, o noi impariamo a gestire il rapporto con i giovani, oppure i giovani non vengono una volta e se ne vanno. Allora la mentalità la deve cambiare anche, ormai lo dicono gli inglesi, dobbiamo cambiare noi mentalità e cambiare approccio, perché quello che è andato bene fino ad oggi, domani non va più bene. O ci aggiorniamo, o capiamo le esigenze, se no i giovani vanno e vengono. Sindaco? Io posso, quando si parla di strada, scusatemi, ma mi vorrei collegare a quanto ha appena detto il dottore da Roma. Ed è vero, la prevenzione è assolutamente necessaria e così come è necessario, altro che un rinforzo, è davvero un nuovo investimento, ecco, sulle forze dell'ordine, che mi pare che pian pianino stia avvenendo, però c'è stato effettivamente un periodo buissimo. Se posso lo collego anche un po' ai dipendenti pubblici, perché anche noi avremo bisogno per dare i servizi che vuole anche la gente, perché molto spesso siamo sottodimensionati, noi abbiamo circa la metà di dipendenti che dovremmo avere. Allora guardate, io sono un motociclista convinto, ormai lo sanno tutti, non è cosa nuova. Allora, visto che è convinto, fermo un secondo perché abbiamo in linea il Lago di Garda, andiamo un po' al fresco, sindaco. Ecco, è caduta la linea, mi dispiace, riprendiamola se è possibile, prego. E allora, ho scritto una cosa velocissima qualche tempo fa riguardo agli incidenti stradali, in special modo quelli in moto. E ho scritto: non passa giorno senza la notizia di un incidente in moto. Ogni giorno una vita ci lascia, una famiglia si spezza, una comunità si ferma. Negli ultimi periodi le cronache sono piene di nomi, età, volti, e fanno male, perché spesso si tratta di giovani, ma non solo, perché persone che avevano davanti la vita e che invece in un attimo non ci sono più. Chi ama la moto conosce bene il senso di libertà, di passione, di strada, ma sa anche che ogni uscita va affrontata con attenzione, testa e rispetto. Così come chi guida un'auto ha una responsabilità grande, perché in strada non è mai solo. Basta un attimo, un sorpasso incerto, una manovra impulsiva, una precedenza non data, un telefonino in mano. Non è questione di colpe, è questione di cura. Di guardarci intorno, di pensare agli altri, non solo a noi stessi. Lo dico da motociclista e da cittadino, lo dico senza voler dare lezioni, ma con la speranza che ognuno si fermi un secondo a riflettere, perché la bellezza della strada è tornare a casa sempre. Dottor Elviretti, come commenta queste parole di questo sindaco che sta cercando, ecco, di esprimere anche il proprio dolore, il proprio sconforto, ecco, lui convinto motociclista. Prego, dottor Elviretti, anche voi avete i motociclisti? Anche noi abbiamo i motociclisti e anche i nostri motociclisti a volte sono esuberanti. È incommiabile quello che ha detto il sindaco, ma ritorniamo sempre sullo stesso argomento: educazione e prevenzione, educazione e prevenzione. E quindi ha perfettamente ragione. Volevo, se mi è permesso, ritornare all'omicidio di quel carabiniere di 2 giorni fa. Ecco, voi tenete presente una cosa: c'è stato il primo conflitto a fuoco, è morto il carabiniere e purtroppo il fatto ha preso questa piega. Poi sono intervenuti 2 falchi della polizia e sono riusciti, molto bravi, a intercettare i fuggitivi. Ne è nato un secondo conflitto a fuoco
ed è rimasto ucciso uno dei pregiudicati, uno dei diciamo, responsabili di quello che era accaduto. Ecco, adesso tenete presente una cosa che forse nessuno ci ha pensato: quei colleghi saranno sicuramente indagati, probabilmente poi sicuramente prosciolti, ma intanto saranno indagati, dovranno trovare un avvocato e dovranno giustificare il loro comportamento. Ecco, se noi andiamo avanti in questa maniera, è chiaro che, certo, noi non ci tiriamo indietro, la polizia, i carabinieri e la finanza intervengono, e quello che è successo l'altro giorno lo dimostra. Però è chiaro che noi sappiamo benissimo che ogni volta che tiriamo fuori la pistola e ci capita di usarla laddove è necessario farne uso, noi dobbiamo pagare le conseguenze. Quindi c'è un iter che si attiva e che ci porta ad avere dei problemi sicuramente economici come primo impatto, e poi potrebbero esserci anche giudiziari laddove il magistrato magari ritiene che qualcosa non sia andato per il giusto verso. Ha fatto bene a dirlo, dottor Elviretti, perché il problema sta proprio là. Lo sai io cosa penso anche dei carceri minorili? Ecco, cosa penso del carcere e chi dovrebbe stare all'interno del carcere. Ecco, ci sono due realtà, forse sono più quelli che sono fuori, che sono pericolosi, che quelli che sono dentro magari. Bisognerebbe fare una valutazione, come ha detto lei, chi è quest'uomo, questa donna, perché è qua, come vuole integrarsi, vuole reintegrarsi, cosa ha fatto. Invece è stato fatto, dottor Elviretti, come nel mondo del volontariato, un grande minestrone. Metto dentro tutto e così ho risolto il problema, e così il problema è ingigantito, e sono anche convinta che ha superato l'asticella, hanno perso il controllo della situazione. Allora, non è che non ci siano i carceri, chi c'è all'interno dei carceri? Come funziona il minorile? Io ho avuto un responsabile proprio del minorile, ecco, che ringrazio anche di essere venuto, che è direttore in Sicilia, l'ho avuto proprio l'altro giorno, ed è molto lunga la storia, come dice lei, dottore Elviretti. Bisogna vedere chi vuole capire o vuole prendere dei voti, perché i voti sono importanti, i voti ti permettono di avere delle poltrone importantissime. E dove prendi i voti? Nella paura, nell'indignazione, anche nella sconfitta puoi prendere voti. Il problema è che poi ne pagano le conseguenze i cittadini nella mia città, dottor Elviretti, lei vive a Roma, a Treviso, sentire che Treviso non è tranquilla, cioè parla una che sa quello che dice, non a caso ho subito anche una rapina con 7 ragazzi. Sono stata tentato scippo 2 volte, ma la Mirella ha sempre le antenne alte, mi è andata anche bene fortunatamente, perché giro con le antenne alte, ma non ho paura di uscire, perché non sento questa paura. Certo, ci sono dei luoghi dove devi essere più attento e ci sono dei luoghi dove stai più tranquilla. Il problema è che si fa sempre di un'erba un fascio. E allora la paura, cos'è la paura? La paura è quella che senti il diversamente giovani che non esce alle 17, alle 16 a portare fuori l'immondizia perché ha paura, ma poi gli arriva il ladro in casa, e allora come facciamo? Allora è fuori la paura o è dentro anche nella mia casa? Oppure la paura del diverso, del colore, perché questo è il messaggio che si sta lanciando e si sta avendo paura. Mentre avete visto che ha ucciso il carabiniere, non aveva nessun colore, era chiaro di pelle e era anche italiano, mi sembra anche il suo complice incensurato. Allora, sindaco, cos'è la paura per lei? Perché poi alla fine siete voi che avete la patata in mano. Cittadino, a chi si rivolge? Al sindaco? Sindaco, cosa sta succedendo? Perché non fai questo? Perché non metti questo? Bella patata, vi hanno lasciato i meno pagati e con la patata bollente da risolvere. Ma l'ha detto il dottore Elviretti, tra i numeri delle forze dell'ordine, la burocrazia e le leggi che abbiamo, di sicuro non si fanno passi avanti. Vuoi sapere qual è la mia di paura o... Parlo con lei, sindaco. No, la mia paura è quella di arrivare un giorno a non poter più dare le risposte e dare quello che posso dare ai miei cittadini. Questa è l'unica paura che ho. Il fatto della paura di uscire, della paura di essere aggredito, quella è una paura che abbiamo tutti, è generalizzata, probabilmente è figlia anche di questi tempi. La paura del diverso non ne parliamo, che
Tra l'altro lì c'è stato un ritorno della paura del diverso, perché se ci pensiamo bene, io ormai sono 10 anni che sono sindaco e posso dire che è ritornata. C'era stato un periodo in cui in realtà eravamo molto più accoglienti e più disposti, no? Adesso forse perché effettivamente abbiamo avuto una nuova ondata magari di arrivati, si guarda anche chi era stato completamente inserito in maniera diversa e quindi si è tornati ad avere questa diffidenza, e francamente anche questa cosa qua mi fa un po' paura, perché abbiamo tantissime brave persone e bisognerebbe anche, insomma, valorizzarle piuttosto che farle rinfrancare di nuovo, non è corretto. Quindi ecco, per un sindaco la paura è quella, perché guardate, non c'è legge, non c'è burocrazia, non c'è ente sovraordinato, non c'è nessuno che possa impedire a un sindaco di fare il bene del proprio territorio, il bene per i propri cittadini. È chiaro che si dà fondo a tutte le risorse, sia economiche che fisiche, che mentali, che tutto quello che volete, perché non lo dico per autoflagellarmi, ma è dura, però ce l'abbiamo di indole, cioè se no non lo faremo, quindi siamo anche noi un po' volontari, sebbene riceviamo un'indennità di carica. Però ecco, la paura è di arrivare a un punto in cui non si possa più dire sì, va bene, anche facendo sacrifici, ma si debba dire no. Pubblicità. Come il Covid. Oh, può capitare, ragazzi. Siamo in onda, mi dicono, sì, non abbiamo sentito, stavamo chiacchierando tra di noi, tanto le cose da dire se le facciamo a voce alta, però il problema della prevenzione che si parlava prima, dottor Viretti, è un problema importante. Io ho avuto il già procuratore di Treviso, il dottor Antonio Fogliadelli, non so se lei lo conosce o l'ha sentito, che anzi ha aperto anche adesso un'associazione, il quale dice sempre, è inutile che noi ci accaniamo con le strade, cioè bisogna essere noi, il primo problema siamo noi, inutile allargare, stringere, mettere, se poi tu non rispetti veramente quello che è la persona, il rispetto di te stesso e fai quello che vuoi, non ci sono strade oppure strumenti che possono tenere. E quello che ha detto lei è fondamentale, dottor Elviretti, dice ci vuole la certezza della pena, punto. È inutile che ce la giriamo, prima erano tutti a favore, qui abbiamo anche un rappresentante di un partito che è anche al governo importante con la premier Giorgia Meloni, che ha anche le idee chiare e determinata, però anche lei fa fatica a mettere sta certezza della pena, ecco che tutti la vogliono ma nessuno la sottoscrive, perché si ha così paura di mettere la certezza della pena? Sa, dottor Elviretti, io lo dico, lo dicevo anche a loro, io ho paura che sia diventato tutto un grande business, cioè stiamo vivendo su un grande business che però ha i danni di chi? Della popolazione inerte, di quella veramente che sta cercando di comportarsi bene, che paga le tasse, che lavora, che non riesce a sopravvivere neppure con 2 stipendi, nel silenzio assoluto di chi doveva intervenire. Qui non si può dare sempre la colpa all'ultimo governo o alla Meloni. Sta a Monti, chi è che si è occupato degli stipendi, delle pensioni? Abbiamo cambiato 70 governi. E adesso tutti passano e dicono, ah no, ma si doveva fare, si deve fare. E tu cosa hai fatto prima? Ecco, perché bisogna anche cercare di capire cosa si è fatto nel passato per arrivare a una prevenzione adeguata. Le forze dell'ordine in ginocchio. Io ho vissuto dei periodi, dottor Elviretti, dove non avevate neppure la benzina per uscire con la macchina, col 113, le lo dico sinceramente, qui a Treviso mi dicevano, Mirella, e la benzina? Ecco, abbiamo avuto i vigili del fuoco in mutande in Piazza dei Signori perché non avevano neppure le divise. Ma vi rendete conto di cosa e stavamo parlando di anni che, come dice il sindaco, non erano proprio così di vacche magre. Dove andavano a finire tutti i soldi? Quando io dico, dottore Viretti, ma ci dite la trasparenza dei soldi? Perché andate su internet, no? Tu vai davanti alle telecamere unificate e spieghi il bilancio bene, entrate e uscite.
Perché io li leggo anche i bilanci, anche quelli regionali abbiamo sobbalzato dalla sedia, dottor Elviretti. Pensi 250.000 euro a una dama, con tutto il rispetto che ho per le dame, e poi avevo una mamma col marito malato di Alzheimer a 40 anni, con 2 bambini da crescere, uno è stato anche nominato dal Presidente della Repubblica, ecco, ha avuto un'onorificenza, skai mai, un po', magari meno medaglie, un po' più di soldini, che lei è sobbalzata dalla sedia e ha detto: ma come? Io ho chiesto e non mi hanno dato niente. Ma sono soldi pubblici, dottore Elviretti, che andrebbero dati anche a voi, ai sindaci. Cioè, ma cos'è sta storia di questi dogi che gestiscono, per questo non vogliono andare a casa, ve lo dice la Mirella, gestiscono una montagna di soldi che voi non avete idea, neppure il Presidente della Repubblica ha il potere che hanno loro, per quello nessuno vuole andare a casa di loro. Dottore Elviretti, ecco, secondo lei la trasparenza, ecco, quello che è veramente l'etica, che anche vi contraddistingue, poi c'è logico che c'è il buono e il cattivo dappertutto, l'ha detto anche lei, abbiamo degli motociclisti esuberanti, però è l'etica che manca completamente dappertutto ormai. Prego, dottore Elviretti. Riprendendo il suo discorso sulla mancanza di soldi, c'è stato un periodo che la polizia, i carabinieri e la finanza uscivano su chiamata, quindi alla faccia della prevenzione, si usciva solo su chiamata per risparmiare la benzina. Purtroppo la politica, io ogni tanto tento di seguirla, ma lo sappiamo tutti, spesso dà uno spettacolo penoso, perché non fanno altro che azzuffarsi. Quindi anche laddove ci fosse qualcuno che voglia fare qualcosa di positivo, e poi c'è la controparte che blocca tutto. Noi in Italia non abbiamo bisogno di leggi, noi di leggi ce ne abbiamo anche troppe, noi abbiamo bisogno semplicemente di chi decida di applicare queste leggi. E io insisto, a monte di tutto c'è la prevenzione, ma è chiaro che noi dobbiamo ritornare anche ad avere il controllo della cittadinanza, il controllo della situazione che ormai ci è sfuggita di mano. Io sono stato 20 anni a Treviso, ho fatto servizio sulle volanti, ho comandato le volanti. Quando fermavamo un ubriaco noi lo portavamo in ufficio, ce lo tenevamo anche una mezza giornata in ufficio, gli facevamo prendere un caffè e aspettavamo che smaltisse l'ubriachezza, e poi magari lo affidavamo a qualche familiare, cercavamo di capire qual era la situazione, e se si trovava un ragazzo facinoroso, qualche persona particolarmente esuberante, ugualmente si portava in ufficio, gli si faceva una bella ramanzina. Oggi queste cose non si possono più fare perché scatta subito una denuncia. Quindi le forze di polizia agiscono, ma agiscono con delle leggi contro più che a favore. E se noi non recuperiamo la forza, diciamo, delle forze dell'ordine, la forza che dovrebbero avere le forze dell'ordine, noi non andremo da nessuna parte, perché i miei colleghi giovani che escono all'inizio hanno molto entusiasmo, poi quando si scontrano con la realtà vedono che io purtroppo devo fare sempre riferimento alla magistratura, perché poi sono loro che a loro spetta la parola conclusiva, e quando vedono una magistratura contro, che anziché dare una mano e comprendere quello che sta accadendo, perché i ragazzi rischiano la vita ogni giorno, finché non si capisce questo, non c'è una tutela nei confronti di chi indossa una divisa, a protezione di chi indossa una divisa, noi il problema non lo risolveremo. Però, dottor Elviretti, facciamo una parentesi, è vero che la magistratura, ma la magistratura, i magistrati applicano le leggi? Allora capisce che c'è qualcosa che non torna. Allora forse sono delle leggi da rivedere, non tutto, ma da rivedere delle leggi sorpassate, perché se il magistrato mi applica la legge dice quello, io cosa posso fare? Prego, dottor Elviretti. Certo, il magistrato applica la legge, però siccome la legge prevede un minimo e un massimo, naturalmente al magistrato è più conveniente, per varie ragioni, applicare sempre il minimo. Io ho sempre sostenuto che non bisogna fare grandi riforme, si parla spesso di riforme della giustizia, non occorre la riforma della giustizia. Secondo me, per la mia esperienza, basterebbe stringere quella forbice che permette al singolo magistrato di avere questo spazio decisionale eccessivo, quindi stringere un pochino la forbice e ridurre questo margine che c'è tra il minimo e il massimo, e questo porterebbe semplicemente ad applicare correttamente le leggi che abbiamo, e se non ci fosse questo divario eccessivo. Il problema, credetemi, è solo questo:
il troppo divario che c'è tra il minimo e il massimo per ogni tipo di reato e quindi per ogni tipo di pena prevista per quel reato. Dottor Elviretti, come ci saluta? Con quale messaggio ci lascia? Ormai il tempo è terminato, prego. Ma positivo, senz'altro positivo. Noi ci stiamo occupando, volevo fare un attimo un riferimento alle baby gang. Ecco, io anche in quel caso volevo dire, noi ci stiamo attivando facendo dei servizi di pattuglia con la polizia locale e anche utilizzando delle bici che ci sono state regalate, a cui abbiamo messo la livrea della Polizia di Stato. Quindi questo ci permette in 2 cittadine marine di fare questo tipo di lavoro. Però volevo ridimensionare anche là il problema. Molto spesso si parla di baby gang e si mescola tutto. Non è così, le baby gang, quelle vere e proprie, sono quelle che commettono reati. Molto spesso si tratta di maleducazione, di atteggiamenti irrispettosi, quindi bisogna fare questo tipo di distinzione, però chiaramente anche questi vanno combattuti. Grazie, veramente grazie al dottor Elviretti di essere stato con noi, Francesco Elviretti della Polizia di Stato, Associazione Nettuno. Pensate, ecco, riflettete su quello che ha detto il dottor Elviretti, che è molto importante. Grazie veramente dottor Elviretti e buon lavoro a lei e a tutta la sua squadra. Per ogni occasione. Grazie dottor Elviretti. Sandra da Padova, veloce Sandra perché arrivi sempre in chiusura, vai. Buongiorno, ciao Mirella e buongiorno. Volevo riferirmi al dottore che ha appena parlato. Allora, io sono rimasta molto male sta morte di sto carabiniere che mancava un giorno ad andare in pensione. È proprio, guarda Mirella, mi piange il cuore. Però devo dire anche un'altra cosa. Se succedeva il contrario, che invece di un pregiudicato, anche se non era già iscritto, insomma non ha importanza, ha fatto un'azione brutta, morivano 2, il carabiniere avrebbe dovuto affrontare un processo, fare risarcimento. L'ha detto il dottor Elviretti prima. Difatti dico, allora qua bisogna mettere più potere alla polizia, ai carabinieri, sì, perché a sto punto non possono fare niente. Poi per quanto riguarda gli incidenti, Mirella, bisogna che sti ragazzi e anche chi è in macchina, chi in moto, io vedo, non seguono il codice stradale, ecco, semplice. Grazie Sandra, devo chiudere perché sennò non ce la faccio. Grazie. Allora, Presidente Dani, con quale messaggio ci lascia? Ma io sono uno che dice sempre think positive, pensare positivo a volte non è sufficiente, però bisogna rispettare le leggi e la magistratura deve capire che il modo che sta conducendo è sbagliato, perché se tu non punisci, io sono stato abituato che le prendevo se non ascoltavo, adesso sembra che gli diano un premio ai delinquenti, bisogna essere un po' più severi e applicare le leggi, non si può. Io i casi miei li conosco perché i ragazzi, quello che sto seguendo ultimo ha più di 10 denunce. Grazie a Franco Dani, Presidente Associazione Angeli della Notte. Siccome abbiamo detto che di chiudere in positivo, chiudiamo in positivo col Sindaco della Pietra, che quando uscirà da qua, dove andrà il Sindaco e perché? Perché è una bella cosa. Andrò in comune dove è iniziata da poco la consegna delle borse di studio ai nostri studenti meritevoli. Noi diamo circa 150-200 borse di studio all'anno, quindi investiamo molto su... Sì, no, perché sai, molto spesso c'è chi dà notizione, no? Perché magari c'è qualche borsa di studio, noi ne diamo diverse, ecco, ma non che facciamo... sono fondamentali per loro. Sì, dalle medie fino all'università e quindi c'è una bella fascia, ecco, un'ampia fascia di ragazzi e chiaramente noi crediamo che sia utile investire nel presente e nel futuro. E la cosa simpatica è che molti mi dicono ma invece di dare soldi, poi noi diamo proprio soldi, no? Perché non gli compri un libro perché i libri che robe là sai cosa comprare e si vuole anche andare, se uno si laurea noi gli diamo 500 euro, se vuole anche andare a fare un giro con 2 amici al lago di Garda a trovare la signora di prima che non ha parlato, credo che lo possa fare, che sia anche giusto. Bello, avete sentito che bei messaggi questa mattina, grazie ai miei ospiti, pubblicità. Grazie Mirella.
saluto il dottor Francesco Giovinazzo, direttore chirurgia generale, che ci spiegherà anche lui questi stili di vita un po' sopra le righe, specialmente di molti giovani, ma non solo di molti giovani, di queste informazioni che dovrebbero essere date anche soprattutto dai medici di medicina generale, di fare molta rete. Purtroppo mancano anche quelli, sono sovraccarichi di lavoro. Qui si fa fatica a fare rete dappertutto, dal mondo del volontariato alla sanità. Grazie veramente dottor Giovinazzo. Saluto anche Stefano Benini, presidente corpo bandistico Folk Quaderni, di essere con noi. Grazie Benini, vediamo tutta la sua squadra, guardate che belli queste maggiorette. Buongiorno, ciao ragazzi, questi sono i belli ragazzi, i bravi ragazzi, guardateli, e ne abbiamo tanti, ne abbiamo tanti. Allora ragazzi, cosa ne dite di questo? Io vorrei parlare con loro e poi sentire naturalmente anche il presidente che farà da portavoce. Ecco, su questo malessere giovanile, sono tanti i malesseri, abbiamo sentito anche ieri, adesso voi direte, ma Mirella non hai altro da parlare. Ecco, questo tumore al seno che colpisce molte giovani donne, non si riesce a capire il perché, ma si parla poi di stili di vita. Ieri abbiamo avuto un medico che ha detto, se voi vedete dei grandi pettorali o la pillola del giorno dopo capite perché abbiamo i tumori in giovane età. Ecco, capite quante cose non si sa e che magari dovrete sapere, chissà quante prendono la pillola del giorno dopo senza sapere che è molto pericolosa, però nessuno lo dice, invece Mirella Sveglia Veneti lo dice. Perciò ragazze, su con le antenne e state attente con quello che sentirete stamattina, e vi ringrazio specialmente il presidente, ma vorrei partire proprio col dottor Francesco Giovinazzo. Allora, dottor Giovinazzo, ecco, a queste ragazze, a tante che la stanno ascoltando, questa trasmissione è seguitissima, sono a casa da scuola, cosa vuole dire? Perché ieri è arrivato anche questo messaggio, attenzione, ma quando purtroppo il tumore è sviluppato dicono ma noi non lo sapevamo, non ce l'ha detto nessuno. Allora com'è la situazione, dottor Giovinazzo? Allora io intanto grazie per la possibilità di parlare a un pubblico così vasto e soprattutto grazie per la possibilità di parlare a questi giovani, perché dobbiamo ricordarci che i giovani sono il nostro futuro. Certo. E quindi dobbiamo metterli nelle condizioni di vivere in uno stato di salute ottimo, perché poi saranno loro che chiaramente sosterranno le nostre società. Io è da circa 20 anni che mi occupo di tumori dell'apparato digerente, quindi mi occupo di tumori del pancreas, tumori del fegato e tumori del colon-retto. Devo dire da qualche anno sono qua a Treviso al San Camillo come direttore di area chirurgica, però in passato ho anche avuto una parte di ricerca rispetto a questi stili di vita e tumore. Allora, noi sappiamo che in generale ci sono dei fattori di rischio. Allora, cosa sono questi fattori di rischio? Sono degli elementi che stimolano le nostre cellule a cambiare, a diventare delle cellule neoplastiche. Questi fattori di rischio sono legati a cosa? Ad un'esposizione. Facciamo l'esempio dell'alcol. L'alcol di per sé, se uno beve un bicchiere di vino in modo occasionale, difficilmente svilupperà delle problematiche importanti. È diverso se uno fa un abuso alcolico, quindi svilupperà dei problemi che sono relativi a questa esposizione. Quindi più si fa abuso di alcune sostanze e più queste sostanze interagiscono con il nostro corpo causando quelli che poi sono i tumori. Parlavamo prima ad esempio del famoso barbecue, di per sé chi è che non fa un barbecue? Ma in realtà anche nel barbecue ci sono delle sostanze tossiche che possono scatenare il cambiamento di queste cellule, quelle che noi chiamiamo mutazioni, cioè queste cellule che impazziscono, diventano pazze e ci aggrediscono causando i tumori. E allora ai giovani un messaggio qual è? Un messaggio: facciamo tutto, facciamolo con moderazione, ma adottiamo uno stile di vita sano, e penso che quelli che noi abbiamo oggi in studio sono una testimonianza di questo modo di vivere. Bravo dottor Giovinazzo, e grazie anche per questo applauso a questo esempio che abbiamo di fronte. Saluto anche Egle Possetti, presidente comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi. Grazie Egle di essere qui. Buongiorno, presidente, grazie ti ringrazio di cuore, perché è giusto anche ricordare
ricordare chi non c'è più, che stava andando al lavoro, stava andando in vacanza, oggi questi mesi, giornate di vacanza, ma dobbiamo ricordare anche questa tragedia, perché è una tragedia che non passerà mai per questi familiari. Grazie veramente Egle di essere qui con noi, un grande abbraccio a te e a tutti i familiari che tu rappresenti. Però vorrei andare prima da questi ragazzi, da Presidente, da Benini. Presidente, lei ha questi fiori che stanno sbocciando, queste meraviglie, questa meraviglia di creatura che abbiamo la fortuna di vedere, di avere, che stanno cercando anche loro di dare un esempio bello, buono, forse ne vediamo pochi, ma ce ne sono tanti di questi esempi. Cosa dice Presidente? Prego. Allora, noi facciamo il nostro meglio per tenere queste attività sane, la musica, la danza, quindi cerchiamo di tenerci in forma con questo. Stiamo in compagnia, ci divertiamo insieme e facciamo il nostro meglio, il nostro spettacolo, giro per le piazze e portiamo avanti la musica e la tradizione. Presidente, quello che noi vediamo è che voi avete i giovani, invece non è vero che i giovani non ci sono. Ecco, in queste bande, in queste organizzazioni anche di volontariato dove sono intrigati, loro rispondono, ci sono. E come? Forse bisogna intrigarli di più. Cosa dice, Presidente? Sì, noi questa domenica abbiamo appena organizzato una festa per il 50° del gruppo Majorette e abbiamo lavorato fianco a fianco dai bambini ai più anziani del gruppo e è stata una bellissima esperienza, tutti hanno risposto, il paese ha risposto, è stato molto bello, insomma, noi collaboriamo, abbiamo tutte le età nel nostro gruppo. Allora Presidente, poi se lei mi fa una cortesia di passare il microfono a una ragazza o due che vogliono parlare, mi piacerebbe sentire anche loro qualcosina. Intanto io mi collego con Egle Possetti, ecco questo Presidente, questa donna che sta cercando di far sì che questo non avvenga più, che non ci siano più questi pericoli. Come vedi la sicurezza, Presidente, in questo momento, che da quel momento abbiamo visto che pur di ricostruire in fretta e furia hanno superato la burocrazia? Allora non vuol dire che la burocrazia blocca, se c'è un bene per la comunità bisogna anche superarla e se vuole la politica riesce a fare anche questo, non è sempre vero che la burocrazia impedisce. Come vedi la situazione, Presidente? Allora, sicuramente in certi casi è necessario fare presto, quando ci sono delle situazioni d'urgenza. Non dobbiamo mai dimenticarci che però a volte un po' di burocrazia salvaguarda da avere poi anche delle infiltrazioni problematiche, no? All'interno degli appalti. Però tutto si potrebbe fare sicuramente con tempi più veloci, no? E quindi bisogna riuscire ad essere più snelli tutti insieme, senza dimenticare mai che il problema principale quando si parla di opere non sicure sono sicuramente i materiali magari utilizzati, sono sicuramente i procedimenti che non sono fatti a regola d'arte, quindi ci sono tante variabili. Io non posso dire di essere tranquilla perché tanto si sta facendo da quella data, perché appunto la tragedia del Ponte Morandi è stata un po' come aprire il vaso di Pandora. Il dottore prima parlava giustamente di prevenzione, di attenzione alla salute, ma qui è attenzione alla salute dei cittadini sotto un altro punto di vista. E io la tranquillità non ce l'ho perché siamo un paese strano che nell'immediato si ricorda e sicuramente fa il diavolo a quattro, dopo un po' iniziamo a dimenticarci, iniziamo a lasciare di nuovo andare, lasciar correre e questo è un po' quello che mi preoccupa, che tante volte di facciata ci preoccupiamo e poi sotto sotto in realtà le cose vanno avanti come prima. Abbiamo Paola da Padova, vai Paola, veloce. Sì, ciao Mirella, ciao. Buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, i giovani è giusto che bisogna intrigarli, visto che ci sono dei giovani, faccio un appello, ci sono le associazioni animaliste e non solo che li aspettano a braccia aperte per operare, non per chiacchierare. Per quanto riguarda
cosa mangiare per la nostra salute. L'altro giorno appunto che c'era il tuo ospite che poi dopo la mia telefonata ha detto che è cresciuto con Veronesi, ricordo Veronesi per una vita presidente dell'AIRC, lui dagli anni 90 ha scritto dei libri, lui stesso era vegano, vegetariano, quanto tutta la carne, non solo quella di pollo, faccia male alla salute. Quindi i testi ci sono, basta informarsi. Ultima informazione che uno può avere, il professor Berrino, anche lui assolutamente, che ha nominato no alla carne, neanche quella di pesce, e basta riguardarsi, chi vuole, oltre a Sveglia Veneti, che insegna tantissimo, anche i programmi su Rai 3, Indovina chi viene a cena, dove viene spiegato cosa, come sull'alimentazione per avere una salute, se non perfetta, ma almeno discreta su quello che mangiamo. Grazie infinite e buona giornata. Grazie Paola. A lei, dottor Giovinazzo, il commento, soprattutto il medico che avevo ieri ha detto si può mangiare anche della carne, ha citato ad esempio il coniglio, l'agnello, il maiale. Ecco, bisogna anche capire che cioè non è che si proibisca, è che devi stare attento a quello che compri e a quello che mangi, quello sì, prego. Sì, allora grazie per l'intervento diciamo, puntuale e devo dire molto interessante, perché io penso che parta tutto da una visione equilibrata della nostra dieta. Che cosa significa questo? Significa che sicuramente l'abuso di carne, soprattutto di carne rossa, espone a un rischio di sviluppo di malattie importante. Quindi non è eliminare, che poi può essere fatto per una scelta rispettabilissima di persone che sono vegetariane o persone che sono vegane, ma è qualcosa che in generale va equilibrato. Oggi si parla tantissimo di dieta mediterranea, nella dieta mediterranea non è proibita la carne, è diciamo equilibrata rispetto ad altri cibi che sicuramente sono più salutari. Quindi possiamo mangiare quanta verdura vogliamo, fondamentalmente la frutta, il pesce. Il pesce è un alimento che è molto sano, quindi diciamo che previene lo sviluppo di alcune malattie. Quindi diciamo dobbiamo avere una visione equilibrata della nostra dieta in modo da evitare lo sviluppo di queste terribili malattie. Però devo aggiungere una cosa, dobbiamo ricordarci che oltre a questo ci sono dei fattori genetici e anche dei fattori ambientali, quindi l'inquinamento atmosferico ad esempio, le condizioni di stress. C'è stato qualche anno fa è stato pubblicato uno studio che metteva in relazione lo stress o la patologia psicologica, psichiatrica con lo sviluppo di tumore del pancreas, ok? Quindi non è una cosa sola, è uno stile di vita che noi dobbiamo implementare attraverso che cosa? Attraverso l'educazione, attraverso il network con tutte le varie associazioni e quindi con l'informazione, cioè informare effettivamente le persone su come si devono comportare, su quello che devono mangiare e come devono fare per vivere bene. Allora, sentiamo le ragazze. Allora, io direi, se avete piacere o chi di voi ha piacere, se avete qualche domanda da fare in merito anche a quello che è stato detto, sia al dottor Giovinazzo e se volete anche la Presidente del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, Egle Possete, mi piacerebbe sentire anche la vostra voce. Allora, chi è che vuole fare la prima domanda in merito a quello che volete, ragazze, quello che vi sentite di chiedere? Sì, allora salve, io intanto mi presento, sono Caterina Corghi, sono la vice capitana del gruppo delle Majorette. Io più che una domanda avrei anche un'osservazione di partenza, nel senso che nel nostro gruppo siamo una sessantina di ragazze, andiamo dai 6 anni ai 30, quindi bene o male siamo tutte quante giovanissime. E quello che ho notato di più nel nostro gruppo è l'assenza esterna di stimoli che ti portino ad una vita sana. Per cui all'interno del nostro gruppo, tramite la musica, tramite la danza, cerchiamo di creare un ambiente sano in cui divertirsi senza per forza dover cercare questo divertimento all'esterno con altri modi. E siamo tra l'altro un ambiente molto inclusivo perché lo sport non sempre è un ambiente inclusivo. Quindi forse direi come domanda, come anche un po' provocazione, i giovani d'oggi hanno effettivamente degli spazi in cui potersi esprimere liberamente, potersi esprimere in modo sano, senza temere un giudizio esterno e soprattutto
dove poter sfogare questa loro creatività, questa loro energia. Guarda, ti ringrazio tantissimo, vedete che se li lasciamo parlare loro centrano l'obiettivo. Ti ringrazio per quello che hai detto, tu non hai idea quanti mesi, quanti anni io sto cercando di dire proprio questo assieme a queste eccellenze di ospiti che ho, ma dove sono gli spazi, dove sono questi messaggi, dov'è che mi intrighi, ma devo pagare qualsiasi cosa per essere intrigato, per fare qualcosa di importante? Dottor Giovinazzo. Allora, io voglio rispondere, diciamo, commentare a questa osservazione bellissima in un modo un po' controtendenza. Dico, i giovani gli spazi se li devono cercare, conquistare e creare. Ecco, cioè, nel senso, è vero che tante volte diciamo non ci sono gli spazi, non ci sono gli stimoli, però dico, noi come persona cosa facciamo per cambiare questa realtà, questa situazione? Io ad esempio sono originario, vengo dal sud, e le opportunità nella mia vita me le sono un po' conquistate, un po' create, no? Ho viaggiato per il mondo, ho vissuto negli Stati Uniti per 8 anni in Gran Bretagna e ogni volta mi spostavo perché vedevo che dovevo raggiungere dei nuovi obiettivi e questo mi ha portato a crescere sia come essere umano, come persona, sia come professionista. È un percorso che ho fatto da giovane perché ho cominciato a 20 anni, mi sono fatto la famosa, si diceva una volta, valigia di cartone, no? Partendo dal sud sono venuto a Verona, poi sono stato a Londra, ad Aberdeen, a Southampton, a Yale, a Birmingham e poi sono arrivato a Treviso. Ecco. Quindi rimettiamoci noi in moto, no? Cerchiamo di sviluppare una coscienza collettiva che ci permetta di interagire tra diverse forze. Cioè, io per questo ci sono sempre stato. Stiamo per esempio cercando di sviluppare un'associazione Ollus proprio che parla di tumori, si chiama Con Noi sulla retta via e che fa questo tipo di attività. Siamo stati alla DJ10 a Treviso dove abbiamo distribuito dei volantini, insieme a me c'era mia moglie e i miei figli, i miei 4 figli che Allora inventiamocela questa vita, no? Sfidiamola, partecipiamo, lottiamo per vincere questa sfida insieme. È vero, dottor Giovinazzo, però io le dico un'altra cosa. Io non devo essere fortunato a nascere forte. Io nasco fragile, su una famiglia che non è che mi accompagni molto in questo percorso di crescita. Io sono una piantina fragile che tendo a piegare. Allora ho bisogno di un sostegno. Chi mi dà lo sostegno? Io non devo essere fortunata ad avere quel dirigente, quell'insegnante. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto, che è conoscere, imparare e crescere. Non mi sembra che si faccia tanto. Allora lei è nato forte, ma io sono nata debole, a chi mi rivolgo? Che nessuno mi ascolta. La scuola passa il cerino, ha paura ormai. Ha paura di muoversi, ha paura di parlare, la famiglia non c'è e il nemico ce l'ho dietro l'angolo. Sport. Si inizia a fare sport dalla quinta elementare, non dall'asilo. Allora capisce che la prevenzione dovrebbe essere fatta subito e questi ragazzi la sentono. Io non posso sentire i ragazzi che hanno paura di uscire per 4 bulletti che nessuno ha voglia di fermare, perché c'è un business anche là. Capisce che questi ragazzi che parlano hanno ragione. Io non devo essere fortunato, io devo avere quello che mi aspetta di diritto quando nasco e se nasco male come quella bambina che è stata massacrata nel silenzio di tutta la società che vedeva, perché è tutta colpa nostra anche che vedevamo e nessuno ha segnalato, capisce che questi ragazzi, i messaggi che arrivano sono devastanti, non per quelli forti come lei, e fortunatamente ce ne sono anche tanti, ma per quelli fragili, che hanno il nemico dietro l'angolo. Chi vuole commentare? Prego un'altra ragazza, se ha piacere. C'è qualcuna che vuole parlare? Dai. No, ricommento io, ma solo perché ho fatto io un attimo di provocazione di domanda. Il discorso è anche che oltre a creare ambienti inclusivi per questi ragazzi bisogna
dargli l'opportunità, nel senso che sì, è giusto che un ragazzo si cerchi le proprie opportunità e cerchi il proprio spazio, dall'altra parte deve esserci anche, come dire, un lascito da parte delle generazioni passate alle generazioni future. Quindi sì, un aiuto in questo senso, soprattutto, come dice lei, per i ragazzi che sono un pochino più timidi, chiusi, in condizioni un pochino più, come dire, delicate. Ecco, grazie Fanny. Perché effettivamente una mano bisogna darla a questi ragazzi. Per dire, noi nel paese di Quaderni abbiamo delle realtà estremamente inclusive per i giovani sono super presenti con i GRES di paese, con le associazioni sportive, con noi come associazione culturale, con la musica rispondono molto bene. È ovvio che dall'altra parte c'è stato un bel lavoro sotto da parte delle generazioni passate che hanno reso questo paese inclusivo per tutti i ragazzi. Quindi vi ringrazio anche per la risposta e per questo scambio. Ma io ho molto feeling con voi, sai, perché forse sono in mezzo a voi dalla mattina alla sera e allora sai, questo mi fa capire, dare voce a queste noci che si sono chiuse con un guscio terribilmente duro, ma se tu riesci a entrare scopri un mondo che è bellissimo. Io vi ringrazio di esistere veramente, ragazze. Allora, in attesa di passare il microfono a un'altra ragazza, preparate le domande, io voglio sentirvi, dovete parlare, ragazze. Ecco, parlate, dite, perché non sono tante le occasioni, anche piccole cose, ma ditelo. Intanto andiamo da Egle Possetti, da questa Presidente, che voglio capire anche lei che messaggio, intanto che voi preparate un'altra domanda. Presidente, bellissimo quello che ha detto questa ragazza, poi ne sentiremo altre. Ecco, il tuo messaggio qual è, Egle? Cosa vuoi dire a questi ragazzi e anche al dottor Giovinazzo? Ecco, che tu sei nata forte, stai ancora combattendo, non è mica un'impresa facile la tua, prego. Allora, sicuramente i giovani ogni tanto sono veramente incredibili, perché hanno delle sensibilità, hanno delle attenzioni che tanti adulti purtroppo non hanno più. E io ammiro sempre tantissimo quando questi giovani si mettono insieme, cercano di creare gruppo, ma gruppo vero, non quei gruppi in cui nasce invidia, in cui ci sono divisioni, ma ognuno porta il suo contributo e si fa sintesi di lavoro, di divertimento, perché tutte le cose che facciamo, a parte diciamo un po' la nostra che è una vicenda particolare, ma quando ci sono attività in cui si è insieme deve esserci sempre lo spazio per il sorriso, perché la nostra vita è già troppo triste, viviamo in un mondo terribile in questo momento, poi credo che tutti noi abbiamo delle grandissime preoccupazioni. E avere degli spazi in cui possiamo sorridere, in cui possiamo avere leggerezza, è importantissimo anche per quello che diceva il professore, perché se viviamo sempre cupamente, se viviamo sempre senza avere un minimo di allegria, possiamo ammalarci molto più facilmente. E questo è anche un po' il messaggio che lancio io a loro. Con la nostra vicenda così terribile, io ho perso 4 persone in quella tragedia, la mia sorella amatissima, i miei 2 nipoti che avevano 12 e 16 anni e mio cognato, però non possiamo smettere di vivere, perché la vita ci è stata lasciata e va vissuta intensamente, con amore, con tenacia e anche con qualche sorriso, anche se a volte uno non avrebbe voglia di farli, ma li dobbiamo fare per noi stessi anche. E quindi insomma tanta ammirazione per queste ragazze che fanno questa bella attività e per tutti i giovani che si riuniscono in gruppi e cercano di coinvolgere quelli che proprio la signora Mirella definiva le persone fragili, perché ci sono tante persone fragili, a volte se non ci accorgiamo di loro è un disastro, perché poi vanno in crisi e non ne escono più. Allora, Presidente, quello che volevo anche sentire è che forse molte volte facciamo ricadere le colpe sui figli, le colpe dei padri. Ecco, noi abbiamo sentito questo figlio che tu conosci, che hai sentito,
che ha detto io non c'entro nulla, non ho fatto niente, dobbiamo avere il coraggio di dire che hanno sbagliato, che abbiamo sbagliato e chiedere scusa. Tu sai a chi mi riferisco, non voglio far polemiche, però molte volte non si riesce a capire questo passo di Cerino, il passaggio famoso del Cerino, la colpa cade su di tutti, no, la colpa è di chi ha sbagliato. Cosa dici? Ecco, tu hai sentito queste parole, le uniche che abbiamo sentito? Allora, io penso che in particolare nella nostra vicenda ci siano delle colpe che vengono giudicate in tribunale e ci siano delle colpe morali gravissime, perché sia i padri sia i figli non possono non accorgersi di quello che sta accadendo intorno, di quello che diciamo i loro capitali stanno producendo. Io credo che sia molto grave, sia essere, diciamo, con gli occhi foderati, non vedere quello che accade intorno. E poi è chiaro che, come si dice, umanamente cercano di buttare le colpe da una parte e dall'altra, però ci sono delle colpe che non sono cancellabili. Per noi credo che insomma queste figure resteranno sempre nel nostro immaginario come delle figure che hanno delle colpe imperdonabili, sia i padri sia i figli, perché i figli dicono di voler essere diversi, di voler fare cose diverse, però noi non abbiamo visto questo cambio di passo, anche perché se ci sono stati così grandi fondi che queste famiglie hanno ricevuto in questi anni, che questa famiglia ha ricevuto in questi anni, io vedo lì che c'è un 5 per 1000, no? Per i veneti schiacciati dalla crisi, ma proprio perché la loro regione è quella, io non ho mai sentito che con questi fondi che hanno ottenuto abbiano fatto delle donazioni anche alla città di Genova per quanto riguarda quello che hanno dovuto patire gli abitanti, anche che sono stati sfollati eccetera. E secondo me c'è tanta avidità e non credo che sia tanto diverso fra i genitori e i figli. Grazie per la chiarezza con la quale ti esprimi, Presidente, che è molto importante, ecco, capire che c'è un dolore di fondo che non passerà mai, il diritto alla vita che è stato tolto ingiustamente, ecco, e che poi questo cerino passa e poi sapete che in Italia chi ha tanti soldi riesce sempre a farla franca, questa è la terribile verità che noi assistiamo. Allora vediamo un'altra ragazza, vediamo chi c'è adesso che vuole fare una domanda. Buongiorno a tutti, mi presento, sono Gaia Boatta e sono la maestra delle mini maggiorette e quindi insegno alle bambine che appunto vanno a scuola e anche io quest'anno faccio la maturità, ho 19 anni e come il 90% delle ragazze del nostro gruppo vanno a scuola, la mia domanda è in questo ambito. Perché in questo momento la scuola non è un posto molto inclusivo, quindi cosa possiamo fare per rendere la scuola un posto sicuro e piacevole? Grazie anche per questa domanda, veramente sente dottor Giovinazzo, ecco, con quale chiarezza. Sì. Pensate ragazze che io ho fatto, lo dico anche ai miei ospiti, voi a casa lo sapete, ho fatto un test dei ragazzi che ho avuto ospiti in studio di diversi licei e scuole. Io ho fatto un test dicendo i primi 3 posti cosa voi mettereste. Io vorrei sentire anche la voce di queste ragazze e la domanda, tutti dicevano chissà cosa diranno, hanno messo, vediamo se siete d'accordo ragazzi, voglio farla a tutti, non ce la faccio, però ve la dico, primo posto famiglia, secondo posto la scuola, terzo posto l'amicizia. Come risponde dottor Giovinazzo? Lei che cerca di curare le fragilità, di far superare il male, di fare vivere le persone, non quelle che vediamo tutti i giorni, questi grandi da terra che schiacciano un bottone, parte il missile, cade nell'ospedale, il vostro lavoro
Ciao. Va a farsi beh, pensi che io ho tanti amici nell'area di Gaza e della Palestina, perché avendo lavorato in Gran Bretagna, diciamo, ho avuto colleghi giordani, colleghi palestinesi e anche colleghi ebrei, diciamo. Quindi insomma lei ricorda questa cosa che mi tocca direttamente, come chiaramente tutti noi siamo toccati dalle morti innocenti, che possono essere la tragedia del Ponte Morandi, piuttosto che la bambina trovata nuda e picchiata, cioè l'Ucraina, insomma, diciamo che abbiamo un bel vaso di Pandora che ogni giorno l'apriamo un po' di più, per riprendere la citazione classica che ha fatto la Presidente. Ora, però, rispetto alla domanda, io completamente d'accordo, cioè sembrerà strano, ma io vivo la mia attività clinica, noi viviamo nella mia unità operativa e nel nostro ospedale San Camillo di Treviso una missione che è quella di accogliere il malato come se fosse nella sua famiglia, quindi abbiamo un rapporto diretto. Perché questo? Perché pensiamo e crediamo che la fragilità non vada sostenuta solo con la medicina o con il bisturi, perché io posso fare il migliore intervento del mondo, il migliore intervento chirurgico del mondo, ma se non c'è il supporto emotivo quando va a casa specialmente, cosa faccio? Guardi. Fermo un attimo, dottor Giovinazzo, perché abbiamo Silvana da Biancade, se no mi cade la linea, poi continuiamo. Vai Silvana. Buongiorno, sono una nonna io. A nonna di due nipoti, quello di 18 anni che è campione italiano del salto in lungo. Però io dico sempre, perché è vicino al campo sportivo che abita qui a Treviso, vicino al Palaverde, no? Però sono ragazzi fuori, è quello il discorso, perché i genitori devono portare e riprenderli, no? E invece forse mio nipote è fortunato perché è vicino, appassionato, perché il salto lungo è campione italiano, è appassionato e ha trovato anche un bravo allenatore per essersi. E i genitori, specialmente mia figlia, che quando era lontano l'ho sempre portata in qualche parte per gare e tutto, no? Però sempre devono arrangiarsi i genitori, sa. E uno che è vicino può anche. Oppure anche per spendere o questo o l'altro, però è un costo anche per questi ragazzi, sa. E se sono lontani dai campi sportivi si perdono anche se sono bravi, no? Bisognerebbe un po' anche aiutare anche questo, no? Perché io vedo mia figlia che adesso è un po', però vedo mia figlia che ha combattuto tanto perché a lui piace veramente. Se è campione italiano piace, però ha trovato anche perché era vicino, perché è bravo anche allenatore. Grazie Silvana, molto chiara, grazie, devo andare avanti, se no non ce la faccio, ma l'abbiamo detto prima col sindaco della Pietra che lui ha dato queste borse di studio in denaro, fate quello che volete, organizzatevi perché avete bisogno anche di staccare la spina e di fare veramente quello che magari non avreste potuto di fare. Allora continuiamo, dottor Giovinazzo, poi andiamo a sentire. Sì, dicevo, allora, per esempio noi nella nostra unità operiamo dei pazienti che hanno più di 80 anni, la paziente più anziana che ho operato anche per patologie importanti aveva 94 anni e li mandiamo a casa dopo 4-6 giorni. Quindi, ma perché questo è possibile? Ora racconto brevemente questa storia. Quando io ho operato questa signora, diciamo, di 94 anni, mi sono trovato a tu per tu con il figlio e ho detto: guarda, io sono disposto a operarla, ma tu i prossimi 5 giorni li passerai con tua madre per 24 ore al giorno dentro l'ospedale. E lui insomma è rimasto un po', no? Dice: come? Sì, perché la devi fare mangiare, la devi fare alzare dal letto, la devi fare camminare e gli devi stare vicino. Quindi la signora è andata a casa, quindi io ho fatto il meccanico, no? Ho aggiustato la macchina, ma siete voi che dovete aggiustare il cuore. Ecco, la famiglia come nucleo. No, importantissimo nel sostegno delle fragilità. La scuola che mi tiene, l'educazione che mi insegna, le istituzioni che supportano. Quindi è come se giocassimo una partita di calcio. È vero che c'è il big che fa il gol, ma sono gli 11 che vincono la partita.
Bravissimo. Quindi il team, ecco, questa idea del team, cioè la società deve essere vissuta come un team, cioè un posto dove tutti giochiamo nella stessa direzione. E sono i posti quali sono? La famiglia, la scuola e l'amicizia. Cosa dite ragazzi? Chi risponde a questo test che ho fatto, se lo condividete? Allora, come scala delle priorità, sì. Forse metterei la scuola uno scalino sotto rispetto alle amicizie, nel senso che, ma proprio per come è impostata la scuola ad oggi, nel senso che poi la scuola viene il grande supporto e motivazione per cui almeno io ho terminato la scuola, è perché avevo le mie amicizie, mi alzavo dal letto per andare a vedere queste persone, quindi di sicuro la famiglia viene prima di tutto. Dopodiché io metto l'amicizia e poi alla fine la scuola, almeno questa è la mia personale Comunque classifica. condividete insomma questi 3 punti focali di questi ragazzi che hanno risposto, anche per voi condividete queste 3 realtà. Allora vediamo il Presidente, ce l'ha il microfono Presidente? Bini? Allora Presidente, cosa vede in questi ragazzi? Ecco, quando lei riesce veramente a tirare fuori il meglio di loro, questa creatività che poi hanno, che è innata e che lei con grande amore, affetto, vicinanza ha saputo tirare fuori e poi loro ecco, si esibiscono e questi applausi che arrivano vuol dire che hanno centrato l'obiettivo grazie anche a lei, perché è un punto di riferimento importante e loro hanno bisogno di questi punti di riferimento. Prego Presidente. Io vedo delle grandi soddisfazioni nei loro occhi, vedo delle persone soddisfatte e quindi prendono questo come un ulteriore stimolo per dare sempre il meglio. Mi ricollego a quanto ha detto Caterina, noi facciamo il possibile per trasformare la nostra associazione in una seconda famiglia, quindi si creano poi dei bellissimi rapporti tra di noi, insomma, dal fratellino, chiamiamolo, più piccolo, allo zio, la persona più adulta che abbiamo qua all'interno, è bellissimo, insomma. Presidente, forse dovremmo iniziare più anche negli asili, ecco, iniziare proprio da piccoli a piccoli con questa attività motoria fondamentale, importante, perché sa cosa sento io, poi vorrei sentire anche il dottor Giovinazzo, che hanno poca manualità, si muovono poco, sono rigidi, molti ragazzini c'è l'obesità ad esempio che preoccupa molti pediatri e che se ne parla pochissimo, mangiano malissimo, per quello questa mattina ho cercato di inserire anche l'alimentazione che è fondamentale. Cosa dice Presidente? Forse anche qua la scuola dovrebbe, come dicono le ragazze, visto che è un punto importante di riferimento, imparare molto più da piccoli quella che è il movimento, l'attività motoria, ma fatta da professionisti, no? Che l'insegnante si deve inventare professionista, cioè non può funzionare così. Questa scuola inclusiva, come diceva Caterina, che non c'è, io per fare dalla scuola una bambina che non parla ma non è sorda, ho dovuto prendere l'avvocato perché mancava sempre qualcosa e questa bambina continuava a crescere, adesso ha 18 anni e ha ancora fatto pochissima scuola. Capisce quanta cose c'è da fare che loro sentono perché lo dicono, basta lasciarli parlare. Prego Presidente. Se posso rispondo io, prego. Sono la capitana del gruppo e noi infatti una cosa su cui vogliamo tanto, siamo molto legati è far partire i corsi il prima possibile, diciamo. Quindi noi iniziamo i corsi di maggiorette appunto dai 6 anni, dalla prima elementare, perché io è 8 anni che insegno quest'anno e la differenza tra generazioni si vede tanto. Ci sono bambini come sempre che magari sono più coordinati, bambini meno, ma vanno capiti e vanno aiutati. Non c'è l'unico metodo di studio, di apprendimento, di insegnamento, ma a chi ha il ruolo dell'insegnante deve capire ogni singolo allievo, ogni singolo alunno e aiutarlo. È vero, la problematica negli ultimi anni c'è, è più diffusa, diciamo, però sta a noi in quel caso capire, aiutare e aggiustare.
Ecco, questa ragazza che sta parlando ha detto una cosa molto importante. Noi vediamo, ognuno è un'isola a sé, ognuno va capito nel suo modo. Come vedi questi bambini che arrivano? Ecco, si muovono in maniera agile, sono ricchi. Come vedi tu questi bambini, queste bambine che arrivano da voi? Ripeto, ogni bambino a sé, io non paragono mai bambini, annate, eccetera, perché proprio bisogna vedere la diversità in ogni bambino. Sì, magari c'è quello che fa molta fatica perché magari durante il periodo dell'asilo non ha magari neanche mai fatto un'attività, o anche la psicomotricità è una cosa che aiuta veramente molto. O magari c'è il bambino più coordinato anche senza aver effettivamente fatto qualcosa. E nel momento che si vede questa problematica bisogna risolverla, perché quando arriva la ragazzina delle medie che fino alle medie non ha fatto niente, punirla, aiutarla, anche solo insegnarle proprio dei movimenti più completi in cui tutto il corpo si utilizza, magari non solo ad esempio il braccio, diventa molto più complicato. La coordinazione è importante non solo nelle attività motorie, cioè in generale, quindi vanno fatte, vanno aiutate. Lo sport è molto importante, qualsiasi tipo di sport. Guarda, io più vi ascolto più dico che siete veramente brave e preparate, tanto è vero io, dottor Giovinazzo, che darei il voto ai sedicenni per cambiare questo mondo. Sono sicura che lo cambierebbero molto velocemente e anche con le idee più chiare di quello che pensiamo. Ma soprattutto quello che ha detto questa ragazza assieme anche alle sue amiche, perché hanno formato questa famiglia, come diceva il presidente che abbiamo sentito, Benini, sono delle voci veramente che vanno ascoltate, perché loro ti dicono le criticità, sei tu poi che devi intervenire sulle criticità che loro ti espongono. Dottor Giovinazzo, la criticità è il movimento è salute del corpo, non c'è niente da fare, è inutile che ce la giriamo, tu puoi mangiare tanto ma se fai anche tanto movimento smaltisci tutto, prego. Allora, lei ha messo sul piatto un sacco di temi, sicuramente io dico il movimento è vita. Infatti noi i nostri pazienti il giorno dopo l'intervento li tiriamo fuori dal letto, perché io dico che portiamo le cose all'essenziale. Allora, cosa significa stare bene? Significa mangiare, significa bere, significa avere una fisiologia che funziona, quindi le nostre funzioni, e significa muoversi. Questo è come può essere definito un essere umano che vive bene, semplicemente. Poi, indipendentemente se è campione del mondo di triathlon o è un novantenne che si fa la passeggiata in cortile o va a fare la spesa. Quindi il movimento va fatto, va implementato soprattutto in questi bambini che sono vittime di questi cellulari, di questi videogames, di tutte queste cose che li inchiodano nella sedia. E se poi si associa questo a quello che gli anglosassoni definiscono junk food, quindi le patatine, il McDonald's, ora mi arriverà da querela eccetera, abbiamo fatto la frittata, troviamo uno che è mentalmente immobile, obeso e che chiaramente non può essere sano. Infatti io 10 anni fa, quando sono stato negli Stati Uniti, sono rimasto scioccato perché c'era un articolo di giornale che diceva che i bambini statunitensi a 9 anni iniziano a prendere i farmaci antipertensivi e contro il colesterolo. Pensiamo a questo. Allora, perché dobbiamo investire in queste risorse? Perché la plasticità che ha un bambino e la capacità di acquisire skills, no? Di acquisire le possibilità di fare, sono immense, cioè noi neanche ce ne sogniamo. Io racconto un episodio che è successo qualche giorno fa. Con l'Università di Pescara stiamo facendo un esperimento, in cui associamo l'intelligenza artificiale a degli esercizi chirurgici per studiare lo stress chirurgico e la performance del chirurgo, cioè quando io mi sento veramente stressato che non riesco ad andare avanti.
Allora, un collega che è invitato a fare questi esperimenti di sabato mattina dice: guarda, non c'è mia moglie, posso portare i miei figli, bambini di 8 anni, insomma 6 anni. Dico: va bene, qual è il problema? Portali, stanno là. E allora a un certo punto questi bambini chiedono di mettersi a fare l'esperimento. In 10 minuti lo facevano meglio degli adulti. Capisce? Cioè, e questa è la realtà. Certo. Cioè, noi stiamo investendo, dobbiamo investire sui giovani, sui bambini, sull'educazione, e questo di nuovo va fatto attraverso la famiglia, la scuola, le istituzioni. Cioè ci deve essere una rete, perché da soli non si va da nessuna parte. E solo attraverso questo possiamo vincere la partita. Eppure, dottor Giovinazzo, questi bambini, fin da piccoli, quando iniziano a parlare, la seconda parola dopo mamma o papà è perché. Subito, perché? Tanto è vero, molti dicono basta con questi perché, basta. Perché è curioso, ha fame di apprendere, di capire, è curioso. E noi cominciamo veramente a togliere questa curiosità, perché diamo loro degli strumenti dove completamente annulliamo la creatività, questo perché che dovresti essere tu a spiegare e a spiegarlo nella maniera adeguata, non di sicuro con questi strumenti micidiali che hanno in mano a 4, 5, 6 anni. Certi genitori sono veramente fuori di testa, perché si tolgono il problema, come il perché diventasse un problema invece che un aiuto a crescere. Cosa dite, ragazze? Chi mi risponde? Sì, e il perché vanno sempre risposte ai bambini. Come diceva Tania prima, bisogna capire da chi viene la domanda e modulare la risposta in base a chi è davanti. Nel senso che c'è il bambino che magari ti chiede perché in un modo e allora gli rispondi in un modo, o nell'altro gli rispondi nell'altro. Per cui sempre rispondere, assolutamente, la curiosità dei bambini va stimolata, se non la si stimola a questa età la perdono e si rischia anche che non ci sia una vita sana dopo. E bisogna capire la motivazione che porta a quel perché e modulare il proprio intervento, la propria risposta sulla persona che si ha davanti. Bisogna personalizzare, diciamo così, la formazione e l'attività formativa sul singolo. Grazie Caterina per quello che hai detto. Mi dispiace di non avere neanche un servizio, un video vostro da mandare, ma vi inviterò ancora naturalmente. Prego il Presidente Benini eventualmente di mandarmi un video la prossima volta, però intanto sentiamo cosa farete in questo periodo, dove vi esibirete, cosa c'è in cantiere, Presidente? Abbiamo in calendario un paio di concerti, come dicevo, per festeggiare il 50° anno di attività del nostro gruppo Maggiorette. Quindi ne abbiamo uno a Mantova il 22 e poi concluderemo a Villafranca il 28 e poi ci prenderemo una piccola pausa estiva. Il 28 di giugno? 28 di giugno, sì. E poi cosa farete? Poi faremo la nostra piccola pausa estiva super guadagnata quest'anno, riprenderemo le nostre attività a settembre con le varie fiere e la preparazione poi al periodo blu dei carnevali del prossimo anno, diciamo. Come sentite, cioè, loro si fermano, ma è come non si fermassero, perché sono attività che continuano proprio per tenersi sempre in forma, sempre aggiornati su quello che è veramente questa attività meravigliosa di queste Maggiorette, veramente che sono bellissime e bravissime. Egle Possetti, Presidente, ormai siamo quasi in chiusura, con quale messaggio ci saluti? Cosa vuoi dire a questi ragazzi, a queste ragazze, ma soprattutto in generale anche le persone che ti stanno ascoltando da casa? Con quale messaggio ci saluti, Presidente? Ma innanzitutto alle ragazze di continuare così, perché è sempre bello vedere quei sorrisi, vedere appunto che la loro attività è anche movimento, salute, inclusione. È bellissimo vederle e penso che dai loro sorrisi si capisca l'armonia che regna, no, fra loro. E a tutti gli altri, insomma, di non mollare mai a dire quello che pensano,
perché troppe volte vogliono farci stare zitti, no? In un modo o nell'altro, quindi bisogna sempre dire quello che si pensa con educazione ma con determinazione e portare avanti quelli che sono degli obiettivi che pensiamo siano importanti. Senti Presidente, se avessi di fronte la Presidente Meloni, che è una mamma, ha una figlia, ecco, sta cercando di portare fuori dal guado in questo paese, ma finché si è all'opposizione è facile, quando governi abbiamo visto che non è così semplice. Ecco, cosa vorresti dire? Cosa chiederesti, Presidente? Che non si dimentichi mai degli ultimi, perché proprio anche i problemi nella scuola, i problemi negli ospedali sono anche causa di tanti tagli che abbiamo avuto in tanti anni e noi non possiamo dimenticarci che la scuola è quello che forma la cultura, oltre alla famiglia ovviamente, ma nella scuola se noi non abbiamo delle risorse non riusciamo a fare un buon lavoro, perché come dicevano anche le ragazze, l'inclusione si fa anche se ci sono delle persone con patologie, dando dei supporti, no? Dando degli insegnanti di sostegno, e sono tutti ovviamente dei costi. E anche negli ospedali, se non ci sono le risorse, non si va da nessuna parte. Quindi io questo chiederei, che non ci si dimentichi dei cittadini, degli ultimi. Grazie a Egle Possetti, Presidente Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, di essere stati con noi. Un grande abbraccio, Presidente, veramente grande. Grazie a lei Mirella per la sua attenzione che ci dedica sempre e un saluto a tutti. Grazie. Grazie Egle. Allora, sentiamo come ci saluta il dottor Francesco Giovinazzo. Dottor Giovinazzo, ecco, con quale messaggio, cosa vuole lasciare come messaggio questa mattina? Allora, io pensavo sempre a questo vaso di Pandora, no, della Presidente, che alla fine fece uscire tutti i mali del mondo e rimase solo la speranza. Allora io saluterei tutti con questo messaggio, un messaggio di speranza per chi lotta quotidianamente, per chi affronta difficoltà che possono essere legate alla malattia, alla situazione sociale, a delle fragilità, però non arrendiamoci, giochiamo insieme questa partita, questo è il mio messaggio. Giochiamoci insieme questa partita. Grazie veramente al dottor Francesco Giovinazzo. Sentiamo chi ci saluta. Presidente, ci saluta lei in nome di tutti, ci saluta la capitana, chi ci saluta e con quale messaggio? Noi continuiamo con la nostra attività, cerchiamo di portare un po' di gioia in giro per le piazze, facciamo il nostro piccolo e continuiamo così. Grazie. Qualche ragazza vuole salutare qualcuno? E noi vi ringraziamo per questa opportunità, per averci ospitati qui. Vogliamo salutare tutto il nostro paese di Paderni, se possiamo, visto che ci staranno seguendo, e come diceva il Presidente noi continuiamo con le nostre attività portando salute, portando un'attività sana, e ci divertiamo in maniera responsabile e sana e portiamo avanti questo stile di vita. Grazie ancora di averci chiamato. E se volete rivedervi o domani o lunedì, vedete nel vostro smartphone Rete Veneta, andate in YouTube, Rete Veneta, Sveglia Veneti, così risentirete quello che avete detto. Se volete risentirvi, però vi inviterò ancora perché veramente siete proprio brave e avete parlato non bene di più. Forse dietro la cattedra molte volte dovrebbero esserci loro, invece che loro insegnare qualcuno ad ascoltare questi ragazzi. Grazie veramente ai miei ospiti. Pubblicità. Sorpresa, che abbiamo questa mattina vicino a Mirella? Una giovane ragazza. Si presenti, gentile signorina. Sono Giulietta Netto, un'autistica che ha adesso quasi 22 anni e adesso sono qui. Quanto è passato dall'ultima volta che è rivenuta? 4 anni fa, all'età di 18 anni, e adesso ex studentessa della scuola. Questa scuola come la vedi, Giulia? Cos'è che vorresti
che magari una scuola un po' più aperta, una scuola più inclusiva. Io ho avuto prima queste ragazze, queste maggiorette che abbiamo sentito, hanno detto noi vorremmo una scuola più inclusiva. Cosa intendi tu, Giulia, per scuola inclusiva? Quando ho iniziato l'anno scorso vedevo nuovi ragazzi che una volta ero come loro, come studentessa, e trasmettere ai ragazzi che vedo per la prima volta è una buona cosa, insegnare cosa è giusto e cosa è sbagliato. Lo dico a volte seriamente, cerco di avere il rispetto reciproco insieme ai professori e anche di farli comportare bene, altrimenti non si diventa educati su cose che si dovrebbero rispettare. C'è diverse cose si devono rispettare, i professori, i ragazzi, tutti quanti si devono rispettare, altrimenti se si bullizza chi non si sa difendere, non si riesce a fidarsi e ci si sente soli. E hai fatto bene, hai spiegato anche, no bene, benissimo, è una squadra che deve muoversi in armonia, in sinergia, tutti assieme, ognuno nel proprio ruolo, ma per aiutarci tutti assieme. Dottor Rosato, più chiaro di così non poteva essere la nostra Giulia Tonetto. Ha spiegato in pochissime parole l'importanza della squadra. Io ho anche prima un po' chiacchierato con lei e quello che mi ha veramente sorpreso è che lei è molto consapevole del fatto che il percorso deve essere fatto assieme agli altri, che non è sufficiente crescere da soli se accanto ai ragazzi che crescono non cresce anche tutto il mondo che li deve accompagnare. Invece si crea molte volte un rapporto di io so cosa devo fare e dopo aver trattato un caso ne vado a trattare un altro. Invece questo è il limite, e un altro limite è questo, che gli ambienti nei quali poi i ragazzi vengono inseriti, quindi prima la scuola, poi l'alternanza, poi il lavoro, eccetera, non si parlano tra di loro. È finito un percorso, ne comincia un altro completamente separato e ovviamente non si trovano poi dopo, come dire, quei vantaggi che si ha invece in un percorso che sia seguito più da una rete, da un'associazione, da qualcuno. Quindi chi è fortunato di entrare in queste associazioni può fare il percorso, chi no resta, diciamo, più che altro custodito, ecco, trattato dal sistema. Non so se è questo. No, ma è stato chiaro, però vede, dottor Rosato, io sono anni che sto cercando di capire come migliorare questa qualità di vita a queste persone, ma faccio fatica, mi sembra che ci siano troppi paletti, troppe ingiustizie, troppe persone che forse dovrebbero cambiare lavoro, perché non è detto perché tu fai quel lavoro che sei adatto a fare quel lavoro, cioè non è la laurea o il diploma. Io l'ho detto. Ecco, io invece lo dico in maniera diversa, però passi avanti non ne vedo. Tanto è vero che l'altro giorno ho parlato con un papà di un ragazzo diversamente agile, bravissimo, lui fa l'alberghiero, è seguito dal SIL. Questo ragazzo ha chiesto al suo papà: ma che fine farò io, papà? Allora capisce che finché noi queste fragilità li trattiamo in maniera ignobile, nel senso che lavorano e li paghiamo pochi centesimi, si può dire così, sì, mentre fanno dei lavori estremamente perfetti, che poi vanno a queste case che danno loro questi assembramenti, queste cose, invece di metterli direttamente a lavorare in queste aziende. Tanto è vero che i numeri non ci sono, lo dicono i sindacati, da quello che dovrebbe essere il numero di assunti a quello che veramente c'è, perché si ha paura di questa fragilità, chissà cosa mi capiterà in casa, se avrà voglia di lavorare, forse hanno più voglia di lavorare e lavorano meglio di altri, nel silenzio di chi dovrebbe
intervenire. Una scuola che non è inclusiva, mancano gli insegnanti di sostegno. Io non posso cambiare insegnante di sostegno ogni 3-6 mesi perché qualcuno ha deciso che quello là deve essere trasferito. Cioè non funziona niente, dottor Rosato, per queste fragilità. Vede, qui noi ci scontriamo con quello che è sempre stato il nostro concetto di aiuto dello Stato, no? Noi facciamo le leggi sono buone, poi facciamo riconoscimento dei diritti e poi questi diritti restano sulla carta. Appunto. Perché restano sulla carta? Perché per i diritti sociali non conta, non è che si vada al tribunale a dire il mio diritto, faccio causa a qualcuno. Ci vuole poi dopo la policy, quella che si chiama la capacità di organizzare, di sviluppare, di migliorare, di fare ricerca su quelle che poi invece è il modo con cui questi diritti diventano diritti veri. Sì, ma loro non possono difendersi, dottore. Esatto. Allora come facciamo? Io guardi, avevo lavorato a una legge, per esempio, sui caregiver, sembra che non c'entri niente, i quali tutti quanti gli vogliono dare tanti diritti, ma sulla carta. Allora io ho fatto una proposta molto semplice. Ho detto, invece di fare i diritti sulla carta, facciamo che questi diritti si possa andare da un giudice a chiedere il risarcimento danni se lo Stato non me li dà. Allora ecco che tutti si muovono, perché vengono toccati sull'interesse economico. Allora, in questo caso, il loro diritto è un diritto forte. La nostra Costituzione è basata su questo principio. Il primo principio è che è fondata sul lavoro e che bisogna prestare tutto quello che è necessario affinché la gente possa accedere effettivamente. E lavoro vuol dire anche dignità alla persona. Il lavoro significa tutto. Rinaldo purtroppo. da Venezia, poi continuiamo. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Il problema che ti sentivo andare in cerca di risolvere è annoso. Purtroppo in Italia le leggi va avanti così. Tanto ci aiuto la ragazza, va bene, e mi fa piacere rivederla, perché stare ancora, va bene. E dopo bisogna aiutarli, non bisogna domandare a carità. Lei aspetta per diritto, e a carità, perché ti conosci Tisio, Caio Sampron, non c'entra niente, è un diritto, è un essere umano e ha diritto. Il poco a dire le leggi, ma quale leggi? Non che, ma dove è una legge vera, sincera? I soldi, e legge i soldi. Un povero disgraziato, malcapà, che non ha sei, è morto. Un altro ricco, ha da tutti i sopire. Ma di cosa devi scelta la legge e questo e quello? Non che sei leggi. E il governo da vergognanze, perché finché non resta brio a queste persone qua, che viene tante, che ha bisogno e non fa niente. Cosa fa Meloni? Che ha mamma, papà, bisnonna, ma dai un benessere a queste ragazze, un futuro. Che futuro hai? La ragione Mirella, queste figlie qua ha bisogno di essere aiutati, perché sono capaci, intelligenti e forse meglio di qualcuno che si sa. E ora, ma sulla carta che prometto te dago, ma te dago cosa? Di lei. Ha bisogno, il mondo non va avanti così, il mondo, siamo di andare avanti sempre peso, ma non ti vedi, i coppadinti miei a Futè in Palestina e nessuno si interessa, ma non è vergognoso, desde 60 guerre nel mondo, ma non se vergogniamo nel 2025. Dai. Grazie caro Rinaldo, grazie di quello che hai detto. Sentiamo anche Giulia cosa ne pensa. Ecco, la sfortuna di nascere nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, la sfortuna di non essere seguito da una famiglia che si chiami famiglia, la sfortuna di non avere la scuola che tu desideri. Cosa dici Giulia? Come la vedi tu la situazione? Tu che stai cercando invece di migliorare sempre di più anche la qualità della vita, non solo tua ma anche per gli altri. Vorrei così tanto che tutti cambiassero e che non facciano brutte cose a chi viene al mondo. La decisione dipende da loro, o se i ragazzi, se vogliono andare a scuola, dipende da loro e devono imparare, altrimenti se non imparano non saprebbero cosa fare nel futuro.
Quanto è importante la scuola, Giulia, secondo te? Parecchio, perché i ragazzi devono imparare gli insegnamenti tipo da noi persone, e poi tutto quello che sta succedendo cioè ogni giorno sembra non sentire a volte la libertà, perché i disastri che stanno facendo i giovani e anche tutto quello che sta succedendo, le brutte notizie. Sono messaggi negativi? Sì. E la famiglia, quanto è importante essere supportata dalla famiglia, avere dei genitori che ti seguono, che ti supportano, di avere un punto di riferimento importante. Naturalmente una volta si diceva il focolare, il nostro focolare, adesso non si sente neanche più sta parola, non si sa neppure più se c'è la casa, ma magari ci fosse il focolare. Ecco, quanto è importante la famiglia, la parola famiglia? Per me la famiglia è quella che io continuo a tenere molto, comprese anche persone che ho accanto, che mi hanno sostenuto fino a questo anno. Anche da quando continuavo le scuole, che continuavo Maria Bambina, Pio X, poi Turazza, e poi adesso avevo deciso di voler dare sostegno ai ragazzi che sono venuti dopo di me. Per questo ho voluto continuare, ho deciso di voler aiutare i professori con i ragazzi, e anche dopo che mi avevano dato sostegno, gli insegnanti di sostegno, i professori, la mia famiglia, amici, tutti quanti. Amici. Giulia, l'amicizia, cos'è l'amicizia per te? Hai trovato amicizia all'interno della scuola o più fuori della scuola? Cos'è l'amicizia, Giulia? Entrambe le cose, come tipo all'ala che mi sono unita da quando, prima che iniziassi Turazza. Dovevo conoscere altri che erano come me, diversi autistici che dovevano imparare un po' psicologicamente da quante funzioni abbiamo e anche molte cose, e anche conoscere altri, come ho conosciuto qualcuno che era stato bullizzato finché non ha capito di essere autistico, ma poco alla volta sta cambiando e sono contenta di averlo conosciuto e che comincio ad amare. I tuoi compagni di classe come hanno reagito sempre? Che rapporti hai avuto con gli altri compagni? Loro sono cresciuti insieme a me, sono riuscita a stare accanto durante le lezioni, alcune volte in ricreazione, eccetera. Anche se in questi anni e anche dopo il Covid era stata dura. Le lezioni online non potevo riuscirci al terzo anno. Preferivo sempre fisicamente che finisse il Covid, altrimenti non eravamo insieme nella classe. Tanto è vero che questo messaggio che dice Giulia, noi la vedevamo i ragazzi, il professor Rosato fuori dalle scuole seduti sui marciapiedi, ma nella scuola mancava molto allora la scuola, chi avrebbe mai immaginato? Doveva arrivare il Covid per capire che la scuola per loro è fondamentale, socializzazione, è unire le forze, loro si parlano il loro linguaggio, noi non possiamo parlare il loro linguaggio, questa scuola, questa didattica a distanza non va bene, loro vogliono toccarsi, la prima cosa che fanno, Giulia, quando vi vedete è toccarvi. Ecco, vi salutate, vi toccate, vi abbracciate. Ecco, questo contatto che dice Giulia è fondamentale, dottor Rosato. Non solo, ma è lì che si forma la relazione tra giovani, che si conoscono tra di loro, che non è mediata da altre istituzioni, tipo la famiglia, tipo l'associazione sportiva, eccetera. Lì i giovani hanno un contatto diretto lungo, per questo io ho chiesto a Giulia
che ho anche apprezzato molto quello che lei sta facendo, aiutare gli insegnanti a capire bene come si devono relazionare con i ragazzi, ma non soltanto con quelli che hanno delle disabilità eccetera, ma con l'insieme dei ragazzi, con l'insieme del gruppo, della classe. Sì, però vedi, io l'altro giorno ho avuto Mario Bertolaso, un ragazzo, un campione di atletica che ha portato a casa anche delle medaglie. E ieri ho avuto la presidente di questa associazione che sta cercando di supportare questi ragazzi autistici e non solo, dove si parlava di Olimpiadi, di Paralimpiadi, tanto è vero che a Cortina li hanno eliminati perché era un problema, non c'erano, specialmente anche come orari, la disponibilità per vederli gareggiare, ma non solo. Mario Bertolaso, che farò incontrare a Giulia, che è un ragazzo come te fantastico, meraviglioso, ha detto qui davanti alle telecamere come te, Giulia, al sindaco di Padova: ma perché non mi premi? Io ho portato a casa delle medaglie, ci ho messo tutto il mio impegno, il mio sacrificio e non mi hai neppure premiato. Io voglio essere premiato, è importante per me il premio. Il premio è la corona di tutto quello che io ho fatto per arrivare alla medaglia, e non è arrivata questa convocazione. Spero che il sindaco di Padova abbia sentito Mario, e poi ha detto: ma perché fate partecipare anche alle Paralimpiadi una persona, ecco, solo di questa squadra? Chissà quando mai toccherà il mio turno e se riuscirò a partecipare. Cioè, capisce che ci sono tante cose, che adesso il CONI viene cambiato il CIP, tutti questi nomi che gireranno. Io porterò anche a Pancalli questa richiesta di questo ragazzo che, come Giulia ha detto, il mio autismo sto cercando di superarlo anche con lo sport, l'importanza di stare vicini, di conoscerci, come ha detto Giulia. Io voglio conoscere le persone come me, interloquire con loro. Capisce che non ci siamo proprio, dottor Rosato? Qualche passetto, per carità, chi dice ci mancherebbe che non avessimo fatto qualche passetto? Però, ecco, una cosa bisogna riconoscere, c'è l'attenzione che c'è. Io frequento molte gruppi, associazioni di volontariato, eccetera. L'attenzione che c'è stata negli ultimi anni è oggettivamente cresciuta rispetto a un passato di oscurantismo proprio totale. Però, ripeto, non siamo preparati. Cioè, noi poi dopo che facciamo? Fissiamo l'asticella, no, della retorica ai massimi livelli, però poi dopo facciamo poco per colmare queste lacune, le lacune che ci sono organizzative dentro la scuola, la preparazione degli insegnanti, il rapporto che ci deve essere, non come se fossero segmenti separati. Prima li assisto a scuola, poi li abbandono di nuovo alla famiglia per andare a vedere quale può essere il discorso del lavoro oppure lo sport, tutti mondi separati. Ognuno poi diventa autoreferenziale, ognuno vuole avere il primato, no? Perché poi dopo si accede anche a risorse pubbliche, eccetera. E questo è il limite della nostra sì, ma non è possibile che ogni anno, dottor Rosato, a settembre si aprono la scuola e mancano sempre i insegnanti. Sì. Ma di cosa parliamo allora, se poi a settembre ritorniamo con lo stesso problema? Sì, perché bisogna fare le cose senza oneri ulteriori, senza spese ulteriori, ma poi dopo anche a volerli assumere, ma chi li ha formati? Dove si trovano? Quanto li paghi? Cioè, se tu sei un professionista, uno veramente in gamba, non puoi proporgli una professione che gli dà meno di quanto gli dia da un'altra parte. Quindi questo è il punto, che purtroppo si gioca sempre
sul riconoscimento formale dei diritti. Però Giulia l'ha detto chiaramente, ecco, l'importanza anche di avere questi 3 punti di riferimento che funzionino, però, perché se la famiglia non funziona, la scuola non funziona e l'amicizia diventa bullismo, questi ragazzi fanno molta fatica poi a uscirne da soli. Chi è che li aiuta, dottor Rosato? Non solo, dimmi Giulia. Certo. Chiunque deve avere delle responsabilità, perché altrimenti non si va da nessuna parte e non si impara qualcosa. Questo è quello che che si deve avere, adulti, ragazzi, giovani, e anche quando guarda davanti, Giulia. Anche qualcuno che finisce la scuola deve assumersi le responsabilità sugli sbagli e anche su tutte le cose che hanno intorno, come le famiglie devono essere responsabili dei ragazzi, come i miei sono stati responsabili di me per tutto questo tempo finché non ho avuto a volte la mia autonomia, tipo di spostarmi con gli autobus. L'ho imparato già 4-5 autobus per spostarmi. Cosa è stato per te, Giulia, la prima volta che sei uscita in autonomia, riuscire a prendere l'autobus, arrivare a destinazione e ritornare? Cosa hai provato dentro di te? Cosa hai vissuto? Ho provato un po' di pace durante le mie passeggiate, cercando di prendere gli autobus per l'andata e il ritorno. Quando faccio le passeggiate quasi vicino ad alcuni fiori, anche siepi e piante di Treviso, è come sentire un po' di profumo di pace e di natura. Questo te la dà l'autonomia da sola, io ci sono, mi arrangio, ce la faccio, è una vittoria. Sì, e di cercare di non avere paura di tutte le brutte notizie che continuano, per non pensarci più, perché altrimenti non mi muoverei liberamente. Tu quando esci hai paura, Giulia? A volte ho paura. Di cosa, Giulia? Di dove vivo io non abbiamo un marciapiede e sto sempre attenta per non andare... Fermati. Sì. Cioè, Giulia ha detto, quando esco di casa ho paura, ma non della persona. Lei ha detto del marciapiede. Non ha messo in primo punto ho paura di chi incontro. Ha detto ho paura del marciapiede, di cadere, magari non lo vedo, non lo sento. Hai paura delle persone, Giulia? Su chi fa delle brutte cose, sulle brutte notizie che continuano, sì. Ma ti tocca questo pensiero quando esci, oppure è più importante la luce, il marciapiede, per te incontrare il fiore? Tipo in centro, su tutte le notizie che continuano a circolare, a volte continuo a stare attenta, a avere occhi dappertutto per stare attenta a persone che ho intorno. Questo intendevo dire, non è solo per il marciapiede che non c'è in casa, proprio vicino a casa nostra, per andare a prendere l'autobus la mattina. Metteremo il marciapiede, Giulia, faremo sentire questa tua richiesta, che è una richiesta anche, mi sembra, più che dignitosa per le persone, rispetto delle persone di Giulia, di tutte persone che hanno bisogno del marciapiede. Vede, professor Rosato, che se le lasciamo parlare riescono a far capire... Però la cosa che mi ha colpito è che a lei arriva anche un pochino questa amplificazione del fatto che i ragazzi di ora siano dei ragazzi disagiati, cattivi, eccetera. Tu lo pensi veramente che i tuoi coetanei, che i tuoi compagni siano dei ragazzi più violenti di prima, più egoisti? Che cosa ne pensi tu dei tuoi coetanei? Su questo non lo so, e poi non ho avuto bulli nella mia classe. Questo sono stata fortunata. Cioè, per spiegare a su chi sono, avevo ignorato di essere autistica per tutto questo tempo, ma poi l'ho accettato e ho superato, e poco alla volta sto diventando una persona
come se fossi normale e autonoma, ma ancora non lo sono completamente. Giusy, vai Giusy. Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, voglio fare un discorsetto alla Giulia. Giulia, stai attenta a cosa ti dico. Tu dovresti essere la vice della Meloni, perché con quella parlantina tra lei e te convinceremo tutti per la pace, per tutti questi casi che succedono. Dovresti andare vicepresidente della Meloni con quella parlantina là. In tutte e due farete qualcosa di bello. Vi ringrazio. Grazie Giusy. Quello che però tu hai detto, non ho avuto bulli. Sai perché non hai avuto i bulli? Perché in qualche modo i tuoi compagni ti hanno protetto. Il bullo da solo non va da nessuna parte. Il bullo ha bisogno sempre di una schiera di persone che lo supportano. Se manca questa schiera, il bullo non esiste. E tu l'hai detto molto bene. E perché l'hai detto molto bene? Perché loro hanno capito che tu eri un po' fragile, avevi bisogno di un supporto che loro ti hanno dato. Vedi, io ho portato, Giulia, questa ragazza che adesso ha 18 anni, che ti farò conoscere, oltre a Mario, che non parla ma sente. È la figlia di Raffaella, la Lisa. E l'ho portata alle fiere di San Luca. E lei mi ha detto, io voglio stare con i ragazzi, con i giovani, voglio conoscere i giovani. E sai cosa ho fatto? L'ho portata proprio da quei gruppi, come li chiamano i Marand, Testinomi, che adesso proprio quelli più estremi, sono andata là. E la prima cosa che loro hanno fatto nel vedere Lisa, e lei è qui, l'ha detto anche la sua mamma che ho invitato, io ho detto guardate che Lisa non parla ma vi sente, vi ascolta benissimo. Benissimo, l'hanno abbracciata, l'hanno accarezzata, ecco, si sono presentati e questi erano i cattivi ragazzi che qualcuno li definisce così. Forse con una sensibilità superiore di quello che pensiamo, proprio perché si vedono emarginati, isolati, non hanno quel supporto. Io mi ricordo di quella mamma, anche educatrice, che ha detto quel ragazzo che ha coltellato un altro suo amico, se lo avessimo fermato prima, se fossimo stati più vicino a questi segnali che lui dava, io l'ho conosciuto, gli ho parlato assieme, ma nessuno l'ha fatto. Cosa dici Giulia? Forse questi ragazzi, questa scuola inclusiva che tu sei stata, ecco, hanno capito la tua delicatezza e ti hanno supportato, per questo non hai subito il bullismo, perché avevi chi ti proteggeva, che potevano essere magari in un'altra scuola il supporto al bullo. Prego. Era stata fortuna che non ho avuto il bullismo. Cioè, tipo in terza media ce l'hanno insegnato, avevano radunato tutti gli studenti, compresa me, per mostrare due ragazze che erano state vittime del bullismo, cioè ce l'hanno insegnato com'è. Ma poi una delle ragazze diventò forte e cercò di essere forte proprio davanti ai bulli, perché altrimenti se continuava a essere debole, cioè forte, debole, cioè in parte possiamo essere deboli ma anche forti, tipo nel cuore. Cioè, bisogna a volte far capire che nessuno ha il diritto di essere bullizzato, ma che abbia il supporto e anche chi vuole andare avanti nel proprio futuro e anche durante gli anni di scuola, come io sono andata avanti senza avere un po' di difficoltà, a parte tutto lo stress che ho avuto nel terzo e quarto anno, ma ero riuscita ad andare avanti, come si dice, un viaggio inizia con un solo passo, come tipo, è come una meta alla scuola e poi il lavoro un'altra meta e anche un altro viaggio continua come un capitolo e una pagina che può voltarsi. Come io a volte continuo a voltare pagina in un altro capitolo e anche la fine è anche un inizio.
anche se l'inizio arriva a una fine, la fine trova anche un altro inizio. La tua meta quale sarà in futuro? Cos'è che vorresti diventare? Cosa ti piacerebbe essere? Una disegnatrice e anche una disegnatrice di anime e manga e anche una sarta di accessori e anche cose sul Giappone che mi sono ispirata per tutti questi anni. Come mai il Giappone, Giulia? Cosa ti ha intrigato del Giappone? Perché ti sei avvicinata a questa filosofia, a questa cultura orientale? Mi sono influenzata quando avevo 12 anni, che ho iniziato a 12 anni a fare un kimono per avere l'ispirazione di un pittore che era influenzato anche lui, Claude Monet, che fece le ninfee blu, e anche una giapponese. Ci ha messo 2 mesi a fare un kimono in rasatello di seta che assomigliasse tipo al ninfee blu. E poi mi sono influenzata con centinaia di anime e ho imparato un po' il giapponese. E poi un'altra cosa ho imparato, alcune parole l'anno scorso di cinese. Mi sono influenzata parecchio adesso sull'Oriente, la Cina, la Corea e il Giappone. Ti intriga? Ma il mio sogno di voler andare in Giappone non è mai cambiato. Vabbè, ci andrai di sicuro, guarda, io non ho dubbi che ci andrai. Dottor Rosato, cosa vuole dire? Così una cosa non è personale. Ti faccio conoscere mia figlia che è stata in Giappone tanto tempo e che ha un kimono bellissimo. E veramente, poi dopo scambiate i numeri, ecco. Tu sai che anche i più grandi stilisti, quelli che hanno fatto, diciamo, hanno superato il genio degli stilisti italiani, sono proprio i giapponesi. Geniale, questo popolo geniale. Ecco, pensate che in Giappone non ci sono, ecco, le immondizie, per strada non trovi i cestini delle immondizie, non sanno neanche cosa sono i cestini delle immondizie, per capire la cultura diversa. E se girano con un sacchettino di stoffa anche molto bello, li vendono anche come souvenir, dove mettono tutte le carte, le cose durante la passeggiata o il percorso che fanno e se le portano a casa oppure le portano nel posto dove metterli. Capite che dobbiamo imparare molto anche noi, forse girare anche noi col sacchettino non farebbe male qualche volta, visto i cestini che ci mettono e dove li troviamo. Professor Rosato, parliamo, ormai siamo quasi in chiusura, 2 minuti, come ha visto lei questo referendum, questa convocazione? Sembra velocissimo, professore. Sì, sembra che ci sia, come dire, passiamo a un altro argomento, però l'argomento resta quello. Allora, ovviamente io immagino che tutti quanti hanno seguito il dibattito. La domanda che mi pongo è questa: se questa attenzione sui problemi del lavoro continuerà domani oppure finirà in una bolla, come spesso succede, no? Attrazione mediatica, per una settimana tutti ne parlano e poi ne parlano più. Perché i cambiamenti che ci sono nella società sono talmente profondi che noi sul lavoro stiamo rischiando moltissimo. Stiamo assolutamente inconsapevoli forse di quello che è il rischio, e si lega soprattutto al discorso che abbiamo fatto prima. Noi dobbiamo, per affrontare i problemi del lavoro, non dobbiamo pensare all'articolo 18, licenziamenti, ma dobbiamo pensare a una sola cosa: se l'investimento in istruzione, formazione, ricerca e innovazione e soprattutto in impedire che lotta alle disuguaglianze, perché è il corollario di quello che è la lotta alle disuguaglianze, se noi stiamo facendo un minimo di ragionamento che non sia la battutina la twittata del politico di turno, eccetera, eccetera. Questo io, con 40 anni di esperienza anche a livello nazionale su queste problematiche, vedo purtroppo un ritardo grossissimo. Soprattutto non si capisce come ancora noi
non mettiamo mano a tutto il sistema dell'istruzione, che è assolutamente novecentesco, che non serve più a niente rispetto alla società. Questo era un po' l'argomento che volevo affrontare, poi magari ci sarà un'altra occasione, però si lega molto a quello che abbiamo detto noi, cioè arrivare a prendere coscienza di un problema ma essere completamente impreparati ad affrontarlo. Questo è il nostro difetto di fondo. Perché? Certo. Perché la classe dirigente non è all'altezza. Non è all'altezza, l'abbiamo detto, forse un po' di meritocrazia non farebbe male in questo paese, visto che abbiamo anche persone, e Giulia ne è una testimonianza, certamente. Perché finché non riusciamo neppure a capire che dobbiamo dare spazio anche alle fragilità, inserirle nel contesto sociale, forse ci farebbero capire molte cose, ma finché continuiamo a chiamarli autistici, disabili, sempre con questi nomi pazzeschi, invece di chiamarli per nome e cognome, proprio non ci siamo, professore. Così come sarebbe sbagliato, come giustamente ha detto anche Giulia, lei ha preso coscienza che doveva fare un percorso. Quindi nemmeno negare che ci sia bisogno di un intervento maggiore su chi parte svantaggiato. Giulia, come saluti velocemente questa grande famiglia che ti sta guardando? Con quali saluti? Come saluti, Giulia? Ringrazio a tutti di aver ascoltato quello che ho detto, e anche c'era un'altra cosa che mi ero dimenticata di dire a tutti, che dobbiamo anche rispettare anche l'ambiente, perché altrimenti tutti noi non riusciremo a respirare tutto l'ossigeno che continua ad assorbire le foglie, l'anidride carbonica del sole, perché altrimenti senza ossigeno non sopravviveremo noi persone, esseri viventi. E io voglio continuare a rispettare l'ambiente, perché altrimenti, continuando l'impatto nell'ambiente, sarebbe tipo avvelenare ciò che è importante nella natura. Grazie veramente a Giulia Tonnetto di essere stati con noi, grazie al dottor Sergio Rosato, esperto in politiche sociali, grazie a voi, grazie, noi ci vediamo lunedì. Buona domenica. Bentornati con noi anche oggi. Oggi vi presentiamo un risottino con code di scampi e funghi porcini. Per questa ricetta abbiamo acquistato delle code di scampi che ora prepareremo assieme a voi sgusciandoli. Per sgusciare gli scampi si preme all'interno della loro pancia, si toglie un po' di corazza e poi premendo sulla coda riusciamo a pelarli senza romperli troppo. Possiamo indifferentemente usare anche degli scampi freschi che hanno lo stesso risultato alla fine del piatto. Ecco, se usiamo degli scampi freschi avremo l'accortezza di tenere le teste a parte, perché ci serviranno per creare un fumetto di pesce. Il fumetto di pesce altro non è che un brodo di pesce. Brodo di pesce che andremo a fare in una pentola con dell'acqua, delle foglie di alloro, una mezza cipolla, uno spicchio di aglio, un po' di pepe in grani, della carota, del sedano, insomma un brodo. Però a cui poi aggiungeremo tutte le lische degli scampi e faremo cuocere per alcune ore in modo che si riassorba, che diminuisca di volume e ci permetta di avere un brodo saporito a base di pesce. Per continuare con il risotto dobbiamo aprire i nostri scampetti, tirargli fuori il budellino che hanno all'interno, dopodiché possiamo decidere le code di scampi di lasciarle intere, mentre gli scampi grandi possiamo tagliarli a pezzettini in modo che aumentiamo la quantità di scampi che si vedranno nel risotto. Fatto questo,
prendiamo l'altra mezza cipolla che abbiamo avanzato per il brodo, andiamo a tritarla in maniera abbastanza fine e noi in questo caso useremo una padella per riuscire a farvi vedere meglio come viene preparato il riso. Diciamo che usiamo una padella per esigenze televisive, altrimenti normalmente si usa una casseruola o una pentola con manico. Comunque andiamo a prendere la nostra cipolla, ci aggiungiamo il nostro filo di olio ed andiamo a rosolarla un attimino. Quando sarà rosolata andremo ad aggiungere il riso. Mediamente si calcolano circa 60 grammi di riso a persona, poi in famiglia anche se facciamo dei piattini un po' più abbondanti va benissimo lo stesso. Attendiamo un minutino che la cipolla si rosoli e poi andiamo avanti con il piatto. La nostra cipolla è rosolata, allora aggiungiamo il riso, lo scaldiamo ben bene in modo che assorba l'olio che c'è nella padella e si tosti, e quando sarà bello caldo lo spruzzeremo con un goccio di vino bianco, eccoci, lasceremo che il vino bianco evapori. Quando il vino è evaporato inizieremo la cottura vera e propria del riso, che durerà circa una quindicina di minuti. Poi a metà cottura vi farò vedere e aggiungeremo le code di scampi. Il vino è evaporato, aggiungiamo il nostro mestolino di brodo di pesce come abbiamo detto prima, e ci vediamo fra alcuni minuti quando saremo pronti per continuare con la ricetta. Eccoci, siamo quasi, siamo arrivati a oltre metà cottura e a questo punto aggiungiamo le nostre code di scampi e continuiamo a cuocere il risottino. Aggiungiamo un pochino di brodo dopo aver aggiunto gli scampi, aggiungiamo i funghi porcini che abbiamo precedentemente preparato e saltato leggermente in padella, oppure li abbiamo anche acquistati al supermercato, ancora un pochino di prezzemolo e terminiamo la cottura di questo risottino con code di scampi e porcini con un pizzichino di burro. Spegniamo il fuoco e poi andremo a mantecarlo con una spolverata di parmigiano reggiano. Ecco, passiamo ad aggiungere una spruzzatina di parmigiano a questo risottino, mantechiamo bene il tutto, dopodiché con un bel risottino all'onda andiamo a metterlo nel nostro piattino. Una fogliolina di prezzemolo come decorazione, 2 dadini di pomodoro e un'altra spruzzatina di prezzemolo sopra. Verde, rosso e bianco. Buon appetito!